Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome 1000 volte perché tanto te lo scorderai. E ancora un altro giorno insieme a te, per restituirti tutto quell'amore che mi hai dato e sorridere del tempo che non sembra mai passato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderai. E ancora un altro giorno insieme a te, per restituirti tutto il bene che mi hai dato e sconfiggere anche il tempo che per noi non è passato. Ci sono cose che non puoi cancellare, ci sono abbracci che non devi sprecare, ci sono sguardi pieni di silenzio che non sai descrivere con le parole. C'è quella rabbia di vederti cambiare e la fatica di doverlo accettare. Ci sono pagine di vita, pezzi di memoria che non so dimenticare. E ancora un altro giorno insieme a te, per restituirti tutta questa vita che mi hai dato e sorridere ci ha cambiato. Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte. Allora, questa canzone l'ho dedicata e la dedico a tutte le mamme che non ho fatto sabato, perché sabato Mirella era molto confusa, non vi ho detto il perché ma ve lo dirò più avanti. Sto vivendo una situazione drammatica qui a Treviso, naturalmente, non in un'altra città, che cerco di risolvere, ma mi ha molto turbato, perciò mi ero dimenticata di tutte le mie mamme, di tutte queste donne che mi seguono, che cercano veramente di far crescere i loro figli nella maniera più bella, più onesta, non sempre facile. Forse le mamme di una volta avevano un po' più di carattere, non avevano da mangiare, non avevano di vestire, ma sapevano farsi rispettare, sapevano il valore del rispetto, quello che oggi forse qualche genitore, sia uomo che donna, non riesce più a capire. Ecco, io penso che non sia così difficile fare il genitore. Si vuole fare il genitore o si vuole fare qualcos'altro? Perché non è il lavoro. Io parlo con questi ragazzi più difficili che voi vedete. Quando riesci a aprire quel guscio, è là che capisci perché fanno quelle cose. Non tutti, perché ce ne sono certi, per carità. Però capite che quando quel ragazzo mi dice quale mamma e quale papà, ho 3 papà, 4 mamme, 6 fratelli, non ci conosciamo, siamo sempre in lite, sempre urla, tu cosa rispondi? Oppure io non posso farmi la canna, mia mamma si pastica, mio papà beve come un turco. E allora sono questi ragazzi che io vorrei capire come aiutare, come fare, se si può, tutti quanti, se riusciamo a mettere quella goccia, perché stanno superando il limite, hanno alzato l'asticella sempre di più.
Io penso che qualcuno li deve fermare, perché non sono tantissimi, ricordatevi, rispetto a quelli bravi che abbiamo, che studiano, che cercano di trovare un loro percorso. Perciò io sono sicura che qualcuno, oltre a parlare, dovrebbe agire. Presento subito i miei carissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Mauro Ramigni, responsabile servizio epidemiologia dell'ULSS 2 Treviso. Grazie dottor Ramigni di essere qui con noi. Saluto anche Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Parlamentare, europarlamentare. Buongiorno, veramente grazie Tosi, lei non sai quanto ho piacere di averla questa mattina, perché indovini chi abbiamo? Abbiamo Giuseppina Cassaniti, presidente italiana familiari vittime della strada. Questa donna diversamente giovane che non molla la presa, ha perso un'adorata figlia e da quel momento ha iniziato a rimboccarsi le maniche per cercare veramente di portare un contributo importante a tutti gli italiani, perché lei si muove a livello nazionale. Eccola qui la nostra Giuseppina. Ciao Giuseppina, come stai? Mi senti Giuseppina? Proviamo a mettere l'audio adesso con Giuseppina. Ecco, allora partirei proprio da lei, dottor Ramigni. Abbiamo aperto con questa canzone meravigliosa, bellissima, con parole veramente che dovrebbero far riflettere tutti noi. Com'è la situazione? Cosa vede lei, dottor Ramigni? Lei che si sta occupando anche non solo dei giovani, ma anche dei diversamente giovani. Come vedo la situazione? È una situazione, non vorrei dire difficile, però è una situazione che fa pensare, perché abbiamo una società che sta invecchiando in maniera veloce. Noi adesso abbiamo circa 200 anziani, diciamo così, anzi chiamando anziani anche quelle persone sopra i 65 anni, per ogni 100 giovani, 100 ragazzi sotto i 15 anni, e questa situazione aumenterà sempre di più nei prossimi 20 anni, perché noi boomer siamo tanti e quindi siccome vogliamo continuare a stare qui, saremo sempre di più e sempre più sul groppo dei più giovani. Bisogna pensarci adesso, bisogna pensarci sempre di più adesso, perché sarà una situazione sempre più difficile per i servizi, sempre più difficile per la sanità, perché purtroppo, anche se vogliamo essere qui, invecchiamo e saremo sempre più fragili. Quindi dall'altra parte abbiamo dei ragazzi che vivono una situazione di enorme cambiamento. Forse questi giovani di adesso, quella che viene chiamata generazione alfa, probabilmente vivranno in un'epoca in cui il cambiamento c'è già stato, vivranno in un'epoca in cui l'informazione digitale, l'intelligenza artificiale saranno cose con cui avranno sempre avuto a che fare. Quelli prima, la Z, probabilmente vive un momento di cambiamento, di difficoltà, e anche da questo lato ci sono i due campi dove la nostra società dovrebbe lavorare tantissimo, secondo me. Ecco, una situazione quindi difficile, che si spera sia non che preoccupi, ma preoccupi per dare forza, per rinnovare la società, per andare avanti, per vedere quali sono le cose su cui lavorare. Ecco, io la voglio vedere un po' ottimisticamente, insomma. Bisogna, anche perché i giovani che ho avuto ospiti, quelli bravi naturalmente, quelli che ci sono nel pezzo, che hanno la fortuna di esserci, però mica tanto facile fare i bravi, anche ecco, sì, infatti. Chiariamolo. Voglio dire bravo ragazzo, sì, però certe volte è difficile essere un bravo ragazzo. Esatto, è difficile. Non è facile. Allora sentiamo come commenta Flavio Tosi le parole del dottor Ramigni. Tosi, cosa dice lei? La politica come può intervenire per aiutare le famiglie, i ragazzi? Io sa che sarei favorevole al voto ai sedicenni, forse per cambiare un pochino, un po' di più, visto che gli diamo il patentino a 16 anni, li mettiamo una strada, non sarebbe male neanche farli votare. Cosa ne pensa Tosi? Ma penso che francamente il problema sia altro, perché non è che dando il voto ai sedicenni risolvi il problema delle baby gang e di determinati comportamenti che assumono una parte, come avete detto voi, una parte per fortuna minoritaria del mondo giovanile. È un problema di educazione, è un problema di famiglie, di tessuto sociale che si è disgregato rispetto a una volta. C'è un dibattito in corso ormai da parecchio tempo a livello politico
se reintrodurre, non dico la NAIA, ma un servizio civile obbligatorio, un qualcosa che anche di breve durata, mica deve durare un anno ovviamente, ma anche qualche mese per fare in modo che tutti i ragazzi, proprio tutti, soprattutto quelli che dopo magari invece vanno a finire in quelle situazioni, che tutti i ragazzi comincino a capire cos'è il modello sociale a cui far riferimento, un po' di educazione, un po' di rispetto. Cioè, io sono molto preoccupato da quello, francamente. Cioè, il discorso del voto a 16 anziché a 18 non sposterebbe questo tipo di problematiche sociali, perché appunto quelle derivano normalmente da famiglie che sono complicate già di suo e da cattive frequentazioni amplificate dall'uso dei social, perché oggi sui social si vede di tutto e di più, quindi servirebbe una parte educativa un po' più robusta, e quindi secondo me qualche mese di, ripeto, non una NAIA, ma un servizio civile obbligatorio, in modo che provino a imparare a stare normalmente nella società senza trovarsi fra di loro, pestarsi, far danni e quant'altro, ma insomma anche a Treviso purtroppo abbiamo visto recentemente cosa è accaduto. Penso servirebbe questo, perché c'è proprio un grandissimo problema educativo. Ma un'educazione anche quella forse di responsabilizzarli, Tosi, perché no? Cioè come vota il quarantenni, il cinquantenni, il sessantenni, il settantenni, che non è che siano così, che sia così chiaro come si vota e quando si vota, come lo fanno, ripeto, in altri paesi. Io cercherei anche di fare un passo in avanti con questi ragazzi, se no ne andiamo mica fuori. Io dove vedo i volontari, dove ne ho visto di più, Tosi, è nella Croce Rossa. Perché? Perché i giovani nella Croce Rossa vengono intrigati, li mettono subito nel pezzo, diventano protagonisti, imparano, e là vedo i giovani. Allora forse, ecco, la mia proposta, così per carità è una mia riflessione che ho fatto, visto che in altri, ripeto, paesi c'è, come diamo il patentino a questi ragazzi, magari capire anche dove vanno a parare non sarebbe male, però giustamente era una riflessione a voce alta. Giuseppina Cassaniti, buongiorno, ci senti? Non c'è ancora niente, non riusciamo con Messina, ma fra poco ci collegheremo. Allora, Tosi, com'è la situazione in politica? Si andrà a votare quest'anno, in autunno, si andrà il prossimo anno, perché c'è ancora molto fermento? Cosa ci racconta questa mattina? No, beh, ormai la cosa è definita, il Consiglio di Stato si è pronunciato la settimana scorsa, ha detto quello che era scontato che dicesse, perché nel momento in cui c'era da decidere se prevale la legge nazionale che dice che le regioni entro 2 mesi dalla fine del mandato devono votare, o la legge della regione del Veneto che dice che si vota tra il 15 aprile e il 15 maggio, e così il mandato sarebbe durato complessivamente 6 anni, perché ricordiamo che il Veneto vota in ritardo di 6 mesi per il Covid 5 anni fa. Se si fossero raggiunti altri 6 o 7 mesi addirittura, si sarebbe portato il mandato a 1 anno in più, il che appunto è inammissibile da un punto di vista della legge nazionale, perché se i mandati durano 5 anni non possono durare né 4 né 6, e quindi il Consiglio di Stato si è espresso, come appunto era abbastanza logico facesse, dicendo che per tutte le regioni prevale la legge nazionale che prevede che il mandato di un governatore, qualsiasi esso sia, dura 5 anni e entro 2 mesi si va a votare. E quindi, essendosi votato il 20 di settembre del 2025, 20-21 settembre, il termine ultimo sarebbe il 23 di novembre di quest'anno, il termine ultimo ammissibile, e quindi le regionali del Veneto, come quelle della Puglia, della Campania, della Toscana, delle Marche, della Val d'Aosta, si terranno intorno a metà novembre. Insomma, adesso il giorno preciso è difficile perché appunto c'è una finestra, però diciamo presumibilmente metà novembre. Avete capito? Allora ascoltate bene, perché avete capito che andremo a votare in autunno. La data non la sappiamo di preciso giustamente, ma in autunno si andrà a votare. Presidente Cassaniti, ci sente? Pronto? Dottoressa Tuzzato. Buongiorno, buongiorno carissima, buongiorno. E grazie per esserci veramente, ecco, io sono orgogliosa di averla ospite ogni volta che riesco veramente a collegarmi con questa Presidente. Allora facciamo vedere la foto, perché questa Presidente poco tempo fa
nonostante un'operazione importante che ha anche avuto, è andata in Parlamento ed è stata applaudita non solo dai parlamentari ma anche dai giovani. Questi giovani che hanno capito l'importanza delle parole che stava dicendo, il concetto di sicurezza. Prego, Presidente, cosa vuole raccontarci? Qui stiamo vedendo la sua foto in Parlamento, prego. Non ho capito, guardi, scusate. Stiamo vedendo la foto quando lei è andata in Parlamento per portare avanti la sicurezza, veramente 0 vittime. Prego, Presidente. Allora, cioè, il 17, lei mi chiede che cosa, quello che ho fatto il 17 marzo, sì. no? Alla Camera dei Deputati. Sì, sono stata invitata come familiare di vittime. L'uditorio era costituito da ragazzi delle ultime classi dei licei del Lazio. E quindi ho parlato dell'incidente, di ciò che succede allorquando si verifica un incidente, cioè il peso umano di questo grave evento che ci toglie una vita essenziale alla nostra famiglia, a noi stessi, ed è un bene, viene per la società, anche perché sono ragazzi in gamba tante volte, e quindi cioè, quello è un dolore perenne per cui siamo privati. Ma nello stesso tempo ho parlato un po' dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, no? Io sono stata invitata come familiare di vittime e poi ho parlato dell'associazione dell'AIFVS, dell'associazione che porto avanti dal 2001. Le finalità sono quelle di fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti, e quindi ho fatto una comunicazione relativa all'impegno che il tessuto sociale deve avere per contribuire alla soluzione di problemi fondamentali per la nostra società civile, per la quale società civile noi siamo gestiti da uno Stato di diritto e democratico, e quindi le istituzioni si debbono impegnare per portare avanti i loro compiti, le loro finalità, cioè garantire i diritti umani, e la vita sta al primo posto. E allora ho messo in evidenza che tante volte non seguiamo queste idee fondamentali, no? E quindi abbiamo la stagnazione della strage, come io ho visto nell'ambito, vedendo un pochino il decennio 2011-2020, non si è andata mai al di sotto delle 3.000 vittime, e questo mi ha posto un problema, perché è chiaro c'è la responsabilità da parte di chi guida, ma c'è la responsabilità delle istituzioni. Cioè mi è sembrato strano che durante il permanere negli anni della strage le istituzioni non si fossero fatto un problema. Come mai da 3.000 vittime non si scendeva? Perché poi gli obiettivi europei, noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo europeo è che in ogni decennio si deve dimezzare la strage. E allora, vedendo questo permanere, quindi questa scarsa attenzione alla prevenzione da parte delle istituzioni, ho pensato di lanciare la sfida nell'associazione. Cioè noi siamo un organismo sociale di volontariato, è vero, gratuito, e abbiamo degli obiettivi. Anche noi dobbiamo cercare di raggiungere questi obiettivi. Quindi la sfida deve essere prendere l'obiettivo del vittime zero del 2050 e anticiparlo con tappe territoriali nelle città nelle quali noi operiamo. Dobbiamo muoverci secondo lo spirito della cittadinanza attiva e dell'appartenenza al territorio, e quindi i problemi del territorio ci appartengono e ci dobbiamo mobilitare perché trovino soluzione. Questo è il problema fondamentale. Quindi noi la sfida che ho lanciato, ecco, dovrebbe essere vittime zero sulle strade delle nostre città nelle quali operiamo entro il 2030, il decennio 2021-2030. Cioè dobbiamo svegliarci come persone, ma anche come istituzioni, perché abbiamo una responsabilità sia quando siamo alla guida e sia quando siamo nelle istituzioni, per cui tante volte gli interventi vengono fatti dopo che succedono i disastri, dopo che ci sono le vittime, e a volte non sono neanche adeguati, e poi ci vuole la manutenzione continua delle strade. Cioè noi lo sappiamo tutti, cioè specialmente i politici, gli esperti ai lavori, noi siamo persone che siamo entrate in questo problema pur non avendone la competenza, e però adesso ci rendiamo conto che bisogna agire secondo un'ottica fondamentale che è quella del safety system, cioè dei 3 elementi che sono il rapporto strada, uomo e veicolo. Molto chiaro, Presidente. Mi senti, Presidente? Però bisogna anche dire che molti dicono che ha avuto anche il già procuratore di Treviso Antonio Fogliadelli, non diamo sempre la colpa alle strade, l'alta velocità e soprattutto la distrazione. Lei cosa dice, Presidente?
dicendo proprio questo, che quello che dice la Commissione europea è che le persone vulnerabili devono essere protette e che non possono morire per i loro errori, perché ci sono gli altri elementi che dovrebbero, i diversi elementi che dovrebbero contribuire. Ci sono tanti elementi, tra cui anche una protezione attiva e una protezione passiva. La protezione attiva riguarda l'osservanza delle regole e quindi per osservare le regole bisogna avere una formazione e nello stesso tempo ci debbono essere regole certe che orientino le persone, regole diciamo che educhino anche le persone. Molto chiara, devo correre Cassaniti perché sennò non ce la faccio, ho tanti ospiti. Tosi, come commenta le parole della Cassanita? Perché è importante capire come anche la politica cerca di io so che lei è molto sensibile a questo, sta cercando di darci una mano anche per l'airbag obbligatorio che stiamo portando le firme in Europa proprio con la Presidente Cassaniti che è la promotrice. Prego onorevole Tosi. Sì, appunto noi abbiamo presentato, fra l'altro appunto seguendo le vostre trasmissioni, quindi la vostra attenzione al tema, questa interrogazione, e adesso seguiremo l'iter in Europa, il Parlamento europeo, perché appunto abbiamo visto che già la Spagna è partita con questo obbligo dell'airbag per consentire la patente della moto, perché ahimè purtroppo molti dei morti o comunque delle vittime di gravi incidenti sulla strada sono motociclisti, molto spesso non per loro responsabilità, ma perché magari c'è qualcuno che guida la macchina in maniera poco attenta, ed è chiaro che la moto è la fascia debole nel momento in cui c'è una collisione tra un veicolo, un autoveicolo e una motocicletta. Quindi appunto stiamo portando avanti questa proposta ed è importante che ci sia un'azione continua in questo senso, perché rispetto al passato in Italia, come in Francia, come in Spagna, come un po' ovunque, con una serie di misure che gradualmente sono state introdotte, se pensiamo all'obbligo del casco in motocicletta, le cinture, tutte le misure giuste, sacrosante contro chi guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze. C'è una cultura diversa anche fra l'altro, perché adesso molte persone che magari devono andare a cena, che siano giovani o anche meno giovani, spesso anche i giovani stessi, questo è un segnale positivo, si organizzano perché chi guida non beve oppure prendono un taxi, un NCC, quindi c'è una diversa sensibilità e cultura rispetto al passato, quindi il numero delle vittime è calato drasticamente, ma non basta, perché appunto arrivare a 0 morti, nel senso di 0, insomma, come numero assoluto non sarà semplice, però lavorare nella giusta direzione, con anche, come fanno quasi sempre ormai quasi tutte le polizie municipali, di andare nelle scuole a spiegare già ai più piccoli cos'è la sicurezza stradale, cosa comporta il non comportarsi in maniera corretta, quindi un'azione educativa da una parte, delle norme più severe e più rigide dall'altra, e anche degli strumenti della tecnica, della tecnologia, perché appunto dell'airbag per i motociclisti, ma tanti altri strumenti che oggi si può usare con la tecnologia moderna, e si migliorerà ancora, perché con l'intelligenza artificiale, con tutto quello che sta sviluppando il mondo del progresso tecnologico, ci sarà la possibilità di incidere ulteriormente andando nella direzione che raccomandava la Presidente, perché comunque insomma, le morti sulla strada come quelle sul lavoro sono evidentemente dei fenomeni drammatici che ci devono preoccupare e soprattutto che devono vedere chi ha una responsabilità istituzionale, che sia in Europa, che sia a Roma, che sia a livello regionale o locale. Chiunque deve fare qualcosa in questo senso, perché non è una questione né di centrodestra né di centrosinistra, evidentemente è una questione che è giusto attivarsi in questo senso. La ringrazio veramente per il supporto, perché per noi è molto importante, abbiamo fatto tanta fatica a raccogliere le firme, anche perché le persone fanno fatica perché non si fidano più, mettere la firma non è così semplice, dove andrà, cosa farà, perciò spiegare con tutti i nostri volontari, i volontari di Giuseppina Cassaniti, siamo andati nelle discoteche, nei paesi, nelle città per raccogliere queste firme che poi daremo appunto a Tosi o ai suoi rappresentanti da portare in Europa, e veramente dico grazie. Dottor Ramini, come commenta le parole che ha sentito? Beh, intanto devo fare i complimenti alla signora Cassaniti per la sua precisione, per come ha descritto in maniera estremamente precisa il problema e come anche ha mostrato come ci siano diversi piani per ridurre le morti. Cioè, ha parlato di un argomento che dove dovrei essere esperto io, invece l'ha spiegato molto meglio di quanto avrei saputo fare io.
Purtroppo è vero quello che ha detto, è vero, dopo aver ridotto parecchio le morti in Italia abbiamo un periodo in cui sembra che non sia possibile, sembra quasi che fossero delle morti che dobbiamo accettare, e invece, come è stato detto sia dall'onorevole Tosi che dalla signora Cassanetti, non sono morti che dobbiamo accettare, noi possiamo proseguire in questo. Mi secca un po' dirlo perché io lavoro nella prevenzione, però negli incidenti stradali la repressione è importante, perché siamo fatti male e quindi c'è bisogno di controllo, c'è bisogno di attenzione alle leggi, c'è bisogno di far rispettare le leggi, perché quello è importantissimo. È una cosa, sì, non vuol dire repressione, vuol dire attenzione, ecco, secondo me, questo deve essere fatto, perché troppe volte, anche recentemente, strumenti importanti come la riduzione della velocità sono stati anche sbeffeggiati da certi ambienti. Invece hanno mostrato di essere efficaci sia in Italia che in Europa, quindi quello sono cose che devono essere fatte. L'introduzione di mezzi di protezione personale come l'airbag sono fondamentali e utilissimi. L'educazione è importante, però deve essere pareggiata anche da un'azione sulle strade, che sappiamo essere difficile perché le risorse sono poche, perché non abbiamo persone da mandare nelle strade, ma questo deve essere fatto. E delle azioni comunitarie in cui chi si comporta bene, diciamo, ecco, chi non eccede nella velocità, chi non eccede nel bere, è la persona che fa la cosa giusta. Vorrei dire soltanto una cosa, per dire chi fa la cosa giusta, chi si comporta bene. Se tutti ci comportassimo come le donne, gli incidenti stradali sarebbero ridotti di tantissimo. Questa è la verità. Diciamo, il maschio deve correre, il maschio deve rischiare, ma perché? Perché siamo fatti diversi, vi dobbiamo sempre mostrare che abbiamo qualcosa in più. Se ci comportassimo come le donne, già metà degli incidenti stradali sarebbe... Guarda che le invito tutte le mattine, io, dottora è una cosa da dire, dobbiamo dirle queste cose, insomma, ecco. C'è un costo nella virilità. Ecco. Allora abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Rinaldo, scusa se ti ho fatto aspettare, ma come capisci il tema è delicatissimo e ne stiamo discutendo con persone veramente competenti e autorevoli. Prego Rinaldo. Allora, buongiorno ai tuoi ospiti, in quanto ho detto, ho sentito tutto, delle sarie da dire ore, i problemi che abbiamo, non c'è da adesso o da ieri, dei 30 anni, più avanti che andiamo per i diventa. E i governi, tutti i governi, cosa hai fatto? Niente. La politica cosa fa? La politica mette a posto tutti i deputati, i senatori che vengono di Mamao, va bene, per l'immunità, i segreti di pensione, fa tutto a fare ore. Ma la povera gente non vede niente da fare. E dopo voi mettete in testa di mettere il militare, ma di qua è un militare. Nel 62 ho fatto 2 anni di militare e avevo 90 lire al giorno, 90. E casa degli 7, del Rosemero ed erano militari tutti i due. E io avevo un banco a rialto, mi ha toccato lì e fine. Ma il militare mi ha servito perché da infermiere l'ho imparato vero, vedete. Ma il militare, militari come degli altri, se andai in guerra, ne occupava a tutti, perché mi non ho mai visto neanche un stop da militare, partite. E sono stato anni, ero a 1200 km a casa. E voi buon senso in testa, non militare. Grazie Rinaldo, devo andare avanti, sei stato chiaro con le tue riflessioni, ognuno la pensa alla propria maniera, naturalmente siamo in democrazia. Andiamo a vedere questo airbag, che non solo questo, ma noi abbiamo questo da far vedere per far capire la tecnologia, cosa è riuscita a fare in pochissimo tempo e soprattutto la fortuna di avere questa tecnologia che ci permetterà in futuro di salvare delle vite se la politica deciderà di fare obbligatorio, come diceva il dottor Amini, perché in Italia funziona così, ecco, non c'è niente da fare, siamo un popolo così, bisogna obbligarci, metterci le mani nelle tasche, allora iniziamo a capire che forse stiamo sbagliando. Andiamo a vedere questo airbag.
Naturalmente non c'è solo questo airbag, ce ne sono tanti, noi abbiamo la fortuna proprio qui vicino a Treviso di avere una ditta che li produce veramente, perciò speriamo veramente che l'onorevole Tosi abbia capito, anche perché avrà tutta l'opinione pubblica con lui che dice di no a questa cosa, specialmente tutti quei familiari che hanno perso i loro figli, guardate, ci stanno rimboccando le maniche come Giuseppina Cassaniti e tantissimi altri per far capire l'importanza della sicurezza, visto che abbiamo la possibilità di farlo. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Forbes, mi sembra, quelli giornalisti, quelle società di giornalisti, ci ha declassato dal 46esimo posto al 49esimo posto come informazione. Quello che mi fa rabbia e che vorrei che mi spiegasse uno della Lega è il codice che è stato inserito da mani leghiste, che praticamente possono risarcire fino a un massimo del 30% su danno erariale. Cioè, per esempio, se ci sono il problema dell'indennità non dovuta ai portaborse, no, potranno risarcire fino a un massimo del 30%. Se ci spiegasse meglio questa norma che è stata inserita finché si parlava di Papa, perché abbiamo parlato di Papa per una settimana e nel frattempo non si parla di quello che sono i soldi, e anche la flat tax è un danno, sono tutti danni ai cittadini, nelle tasche dei cittadini. Buona giornata, Tosi spiega. Grazie al nostro Claudio, non abbiamo la Lega, abbiamo Forza Italia questa mattina, anche perché questa Lega, onorevole Tosi, me lo lasci dire, alza sempre di più l'asticella, non vuole mollare sto Veneto, cioè io capisco che è importante la presidenza della regione, non so perché si chiama governatore, presidenza della regione, però capite bene che un po' di aria fresca, dico io, non farebbe male, lo dico sempre, sa onorevole, non è che lo dico perché c'è lei, un po' di aria fresca non farebbe male, specialmente io che mi occupo di sociale e che non riesco a venirne fuori perché veramente le fragilità non sono così supportate. Prego onorevole, cos'è che la preoccupa di più in questo momento, onorevole? Ma allora, rispetto alla situazione generale, è chiaro che la cosa che preoccupa di più in questo momento sono le guerre in corso, perché per fortuna non è scoppiata quella fra l'India e il Pakistan, però abbiamo una guerra in Israele che non accenna a finire, una guerra in Europa perché l'Ucraina ce l'abbiamo sopra la testa, che per ora, sono già passati 3 anni, non accenna che quella a diminuire come intensità e con numero di morti, perché l'Ucraina è una guerra che ha fatto fra una parte e l'altra più di 500.000 di morti, quindi è una guerra pesantissima, distruttiva, e quello preoccupa sia ovviamente per il costo di vite umane che viene pagato, sia perché, soprattutto per la questione ucraina, parliamo di Europa, quindi l'Europa, ahimè, nel 15-18, nel 38-45, vide 14-18 perché cominciò prima che quella rispetto all'Italia, e 38-45 vide 2 guerre mondiali che fecero decine di milioni di morti a livello europeo, e ci siamo, se si può usare questo termine, guadagnati e pagati la pace con un sacrificio enorme, perché da allora in Europa si è capito, appunto, a un costo di un sacrificio immenso in termini di morte e distruzione, che la guerra è una cosa brutta, sbagliata a prescindere. Però adesso, con l'aggressione di Putin all'Ucraina, è tornata la guerra in Europa, e quindi per quello dico c'è un fatto. Uno, dei morti che restano sul campo è la distruzione. 2, un fatto di valoriale, ovvero sia la libertà, la democrazia e la pace, che per l'Europa erano diventati una certezza assoluta, cioè nessuno avrebbe mai pensato che si tornasse ad avere una guerra in casa, e invece abbiamo di nuovo la guerra in Europa. E poi c'è un fatto comunque economico, che oltre a danneggiare chiaramente in maniera principale il paese colpito e aggredito, colpisce comunque anche noi, perché a livello di costi di energia e tutta una serie di altri aumenti, le guerre portano anche questo effetto collaterale, quindi c'è anche un danno economico al commercio all'interno dell'Europa e al costo dell'energia in particolare, che poi si riflettono sulle famiglie, perché poi alla fine questi costi vanno a riversarsi sulle famiglie. Quindi la preoccupazione maggiore in questo momento è la speranza
che finalmente si arrivi a una pace giusta e duratura, perché è interesse dell'Europa, ma ripeto, è un interesse anche specifico delle nostre famiglie e delle nostre aziende. Onorevole, quello che mi preoccupa, lei ha detto bene, alla fine siamo arrivati alle famiglie. Lo sa che ai banchi solidali, non solo al mio, che ha più di 10 anni di storia, l'unico banco all'interno di un ente pubblico in Italia, arrivano famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno? Pensionati che non riescono neppure più a curarsi con 500-600 euro di pensione dopo aver lavorato una vita. Non le sembra che sarebbe il caso di rivedere anche questa fragilità? Anche noi, qualcuno mi ha detto, ma tu parli di una guerra. Sì, io parlo di una guerra che stanno facendo queste famiglie che sono diventate fragilissime. Ecco, si trovano persone che dormono nelle macchine qui nel nostro territorio, nel silenzio assoluto di chi dovrebbe intervenire, perché non ci sono risposte, non c'è qualcuno che ascolta. Io parlo con queste persone perché poi bene o male o loro arrivano o Mirella arriva da loro e dicono: quando arriviamo ai servizi sociali perdiamo la nostra dignità, e questo non può essere. Non sembra che sarebbe anche da capire e cambiare registro, di rivedere anche questi servizi sociali, onorevole Tosi, che non funzionano, onorevole, non ce n'è per nessuno. Cioè il mondo è andato avanti, noi siamo rimasti fermi, e non può essere che se tu fai parte di un cerchio magico riesci ad ottenere e se no sei l'ultimo degli ultimi. Sarebbe il caso di cambiare veramente, di capire cosa si può fare, come diceva il dottor Amini, una popolazione che diventa sempre più vecchia, diversamente giovane come li chiamo io, che non hanno risposte, non hanno servizi alla persona. Pensi, onorevole, che proprio 15 giorni fa avevo una donna che ha tentato 2 volte il suicidio, era qua seduta dove c'era il dottor Amini, che ha detto: io nella carta ho 9 persone che mi seguono, 9, in realtà non ho nessuno che si fa sentire, che mi aiuta. Se non fosse per questa associazione che mi sta dando una mano di volontariato, che sarebbe la nostra, onorevole, non so che fine avrei fatto. Io vado a Roma, mi metto con una tenda e dico a loro: lasciateci liberi, almeno non dateci questi 9 nomi che poi in realtà non abbiamo nessuno, è meglio che ci arrangiamo da soli, che forse ce la facciamo di più. Non le sembra che bisogna capire che non c'è solo quella guerra, come giustamente dice lei, o le guerre a leopardo, ma ci sono anche queste guerre che tutte queste persone devono affrontare al mattino e non avere risposte? Prego, onorevole. Voce. Non la sentiamo, onorevole. Io vi sento, qua. Mi sentite voi? Sì, adesso sì. Perfetto. Allora, dicevo che è peggiorata la situazione anche per quello che si diceva prima. Cioè, noi abbiamo avuto parecchi anni, perché si può parlare di ben più di 10 anni di mancata inflazione, perché c'è stato un momento in cui, tant'è che il costo del denaro era diventato bassissimo, l'accesso al credito bancario era appunto a costi anche per le aziende molto molto bassi, perché praticamente si è riusciti a fermare l'inflazione, e quindi con l'inflazione ferma il potere d'acquisto delle famiglie è rimasto sostanzialmente invariato, perché appunto senza inflazione tu prendi lo stesso stipendio ma non aumenta il costo della vita, e quindi rimani, diciamo, nelle stesse condizioni. Dopodiché appunto in particolare con la guerra in Ucraina e l'esplosione dei prezzi dell'energia, in parte anche speculativi, perché poi quando ci sono quelle situazioni c'è anche una grande speculazione internazionale che si mette in atto per lucrarci sopra, perché succede purtroppo, e quindi da 3 anni a questa parte in particolare il potere d'acquisto è diminuito pesantemente, perché mentre c'è stata l'inflazione adesso ha rallentato, però c'è ancora, ed era diventata decisamente pericolosa, soprattutto quando appunto c'era stata la questione dei prezzi energetici alle stelle. Il gas era passato da 30 fino a 300, cioè era aumentato di 10 volte nel giro di qualche settimana, e quindi dico c'è stato questo problema di diminuzione oggettiva ed effettiva dei poteri d'acquisto, e quindi tutti i servizi sociali, tutto quello che sono i sistemi di assistenza che dipendono principalmente dai comuni e dalle regioni, perché diciamo l'attribuzione dei servizi sociali, quindi aiutare le persone più deboli,
la competenza principale sta in capo ai comuni e alle regioni e in parte anche allo Stato, ma quello con misure varate dal Parlamento, che possono essere bonus, che possono essere contributi, però diciamo la finalizzazione avviene principalmente attraverso i comuni, e anche gli stessi comuni non ce la fanno, perché anche prima loro avevano una situazione, non dico gestibile, però ragionevolmente stabile, e quindi avevano lo stesso numero di persone da assistere, c'era una situazione ordinaria. Si è arrivati purtroppo a una situazione di emergenza straordinaria da qualche anno a questa parte, e le risorse non si possono moltiplicare, e quindi ci sono famiglie che, come avete detto voi, sono andate pesantemente in difficoltà. Il numero di famiglie sulla soglia della povertà, anche italiane, non solo straniere, è aumentato, e quindi quello che va fatto è quello che si sta cercando di fare, pur appunto con le poche risorse disponibili, è cercare di il governo cosa ha fatto? Ha abbassato il cuneo fiscale, ha cercato di abbassare, è riuscito ad abbassare gli scaglioni dell'IRPEF che si pagano, per cercare di fare in modo che le famiglie possano essere aiutate di più. Resta il problema, per quello resta, delle pensioni minime, che sono passate prima a 500 euro, poi a 600 euro, però una persona, e talvolta anche due, con 600 euro, se non hai la casa di proprietà e quindi ci devi pagare l'affitto, non ci vivi. Cioè, è impossibile viverci, perché solo pagando l'affitto e le spese condominiali quella cifra è spesa completamente e uno ci deve pure mangiare e vestire. E quindi ci sarà un problema che dovremo porci. Io adesso sono in Parlamento europeo, ma comunque me lo pongo come parte politica di maggioranza rispetto alle pensioni minime e ai salari più bassi, che bisogna fare un ulteriore sforzo in quella direzione, perché appunto famiglie che sono andate pesantissimamente in difficoltà ci sono. Guardi onorevole, la ringrazio, sa perché? Perché faccio fatica a qualche politico a far capire gli esempi che faccio, perché non ascoltano bene. Invece bisognerà veramente prendere in considerazione, perché prima che il tappo salti, e le posso assicurare che è un momento drammatico, ecco, bisognerà prendere provvedimenti, bisognerà dare risposte a queste persone che veramente, oltre a non aver soldi, non hanno neppure i servizi alla persona, che giustamente, come ho detto, è scritto nella carta, ma in realtà, dottor Amini, cosa si potrebbe fare per aiutare? Lei sa di cosa sto parlando, questo servizio alla persona. Io dico sempre, grande intervento a casa, ho avuto il professor Gerosa, ho avuto il professor Cillo, le migliori eccellenze, ma poi se questa persona va a casa ed è da sola e non ha l'aiuto, ciao intervento. Allora come si può fare per far capire che bisognerà pure riuscire a mettere delle persone che veramente cerchino di aiutare queste fragilità, io ho avuto un medico di base che ha detto: io telefono all'ospedale e riporto questo mio paziente perché non so come fare, perché è da solo e non c'è nessun aiuto. Però neppure i medici di base hanno il nome delle associazioni dove veramente poter rivolgersi. Capisce che siamo in tanti come noi che non ci fossimo, perché non ci mettono insieme, non ci hanno mai cercato di capire che il mondo del volontariato può aiutare, già fa tanto, ma può aiutare chi fa cosa. Ecco, tu chi sei, come puoi aiutarmi? Perché se tutti facciamo tutto, dottor Amini, troviamo l'anziano nella solitudine più totale. Prego. Beh, intanto mi ha chiesto cosa si può fare, io ero molto contento di non fare il politico, perché veramente apprezzo tantissimo chi si mette a fare il politico, perché sono bravi, devono avere a che fare con problemi enormi. E come ha detto l'onorevole Tosi prima, le risorse sono molto limitate, quindi faccio fatica a dire che cosa. Vado meglio nella seconda parte della domanda, cioè questi tanti gruppi di persone che fanno qualcosa e metterli assieme. Beh, devo dire che almeno dal punto di vista dell'ULSS, dei servizi sociali, io parlo del mio, cioè certo, dell'unità dell'ULSS 2, vedo che c'è sempre di più un tentativo di mettere assieme questi servizi che si occupano di situazioni di fragilità. E c'è una consulta del volontariato e quindi un posto dove queste persone si uniscono e cercano di connettersi, perché è vero, disperdiamo tante risorse perché siamo anche tutti colpevoli e ci mettiamo anche noi per primi dell'ULSS, noi teniamo il nostro orticello e non cerchiamo di aprirci, di vedere come invece connettendoci, facendo rete, si potrebbe fare molto di più, moltiplicare tutte le nostre capacità. Però ecco, io vorrei dire
un po' si sta facendo su questo. Dopo è vero, mancano le risorse, sapete tutti come è messo il nostro sistema sanitario nazionale. Si regge sull'impegno enorme di tantissime persone che fanno di più di quello che dovrebbero, che coprono buchi disperatamente. Riforme a costo zero non se ne possono fare, sia nella scuola, parlavamo prima dei ragazzi, educazione, sia nella sanità. Però l'ha detto prima benissimo l'onorevole, questi sono i soldi che abbiamo, facciamo il possibile. Sì, ma il volontariato è a costo zero, perché non capire, sì, ma... invece di metterci tutti assieme, dottor Amini, come hanno fatto questo grande caglierone, siamo tutti dentro, sì, cambiamo continuamente nome, ma non ci conosciamo. Guardi, lo posso assicurare, poi facciamo vedere al dottor Amini le immagini di Silea dove ho radunato le associazioni perché non si conoscono, perché non si sa chi può fare cosa. Se sì, tu hai pulmini, questa è una bella cosa, questa è una bella cosa. Se tu hai i pulmini, vai a prendere le persone a casa che hanno nome e cognome e ci rivolgiamo e li porti a fare quello che fanno. Non possiamo fare Lei tutto. ha fatto la cosa bellissima, bisogna fare rete. Per fare rete bisogna un attimo tirarsi indietro e aprirsi e allargarsi, perché speriamo. Certe volte quello che si vede. Io ho cercato di farlo, guardate le immagini, una giornata piovosa, sono arrivate più di 90 associazioni al parco di Silea, ecco, non solo nel territorio ma dappertutto, guardate, hanno preparato come fosse una giornata meravigliosa ed era per conoscerci tra di noi, per capire bellissima. Chi fa cosa e come possiamo aiutare chi ha bisogno, perché se tutti facciamo tutto alla fine non facciamo niente. E questa veramente bellissima cosa è stata organizzata dalla Presidente, con i suoi naturalmente volontari, dalla Presidente Giuseppina Cassaniti, che ha fatto la richiesta. Abbiamo raccolto le firme delle associazioni per l'airbag, perciò abbiamo cercato di dare il massimo. Giuseppina, Presidente, cosa dici? Sì, il problema è veramente di mettersi d'accordo, però ed elaborare un progetto. Secondo me il progetto deve essere condiviso e bisogna avere chiare quali sono le finalità, cioè l'obiettivo che si deve raggiungere, e mettere assieme le persone, cioè secondo me è sempre puntare sul territorio, laddove lavoriamo, e ci deve essere collaborazione tra il settore pubblico e il privato sociale. Si deve mettere quello che tu hai fatto di riunire le associazioni per conoscersi, è un passo importante, ma bisogna avere un incontro secondo me, tra le persone, tra un gruppo di persone che portano avanti il progetto, cioè che organizzano il progetto. E allora, se il progetto è fermare la strage stradale sulle strade delle nostre città, partiamo da questo, anche perché per esempio la Commissione europea prevede che si può partecipare al premio europeo della sicurezza stradale, cioè cominciamo a prendere questo, cioè ciò che sta sotto i nostri occhi, nel campo, nel luogo in cui noi lavoriamo, e rendiamoci veramente cittadinanza attiva. Ecco, io vorrei smuovere questo nella nostra associazione. Abbiamo sedi un po' in tutta Italia ed è, lo sai, una situazione difficile da gestire anche, perché trovi persone di diversa qualità, di diverso impegno, eccetera. Bisogna, come si dice, prendere quelle persone che veramente possono portare avanti una determinata cosa e la debbono portare avanti. Cioè si deve esaminare qual è la situazione del territorio e quindi il rapporto con il comune, i vigili urbani, eccetera. Se noi parliamo della sicurezza stradale, io mi riferisco alla sicurezza stradale, ma per ogni bisogno si dovrebbe fare allo stesso modo. Noi abbiamo tante forze, per esempio ecco, noi partiamo da esperienze di dolore che ci hanno reso forti, perché quella vita sacrificata sia ancora una forza per affermare il valore della vita. E lo può fare come? Quella persona è ridotta a silenzio, mia figlia è ridotta a silenzio, però io posso parlare, io posso fare qualcosa, dirigevo la scuola, nella scuola, al di fuori e così via. Quindi il problema è questo, impegnarsi, elaborare, come per esempio anche Milena Tuzzato è una forza, diciamo, e potrebbe pensare a riunire quelle persone che ha visto più solleciti, più attenti, eccetera, organizzare e dire: elaboriamo qual è l'obiettivo da raggiungere, e bisogna raggiungerlo, c'è la possibilità. Non è vero che non si possono attuare le cose e che è tutto legato al denaro, è legato al fatto che bisogna avere una motivazione interiore forte e avere delle capacità da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi. E io mi danno per il fatto che abbiamo le istituzioni e hanno sempre ve l'ho detto, il mio punto di partenza è stato una cosa assurda, vedere che allorquando si era sempre fermi a più di 3.000 vittime l'anno, le istituzioni non hanno detto niente. Le cose che hanno detto, l'Istat quando ha verificato le cose ha detto sempre che il 94% degli incidenti è dovuto al comportamento
comportamento del conducente, punto e basta. E allora, se c'è questo problema del comportamento del conducente, vediamo cosa sta facendo l'istituzione per migliorare il comportamento del conducente. Bisogna puntare sulla formazione responsabile del conducente, ma il problema fondamentale è che la scelta di ciascuno, in qualunque campo di lavoro si trovi ad operare, deve essere una scelta responsabile ed etica, perché noi abbiamo proprio nelle mani questa possibilità di fare il bene o di fare anche il male. Abbiamo la libertà si qualifica, diventa libertà veramente una parola piena se consegue ad essa, se viene impiegata la libertà per una scelta etica e responsabile, di cui noi abbiamo la responsabilità. E vi voglio dire che quando ho fatto questi ragionamenti lì, quando ero alla Camera, e ho detto che la nostra vita è testimonianza, devo dire che poi, finito l'intervento, insomma, alcuni ragazzi delle scuole sono venuti per ringraziarmi. Cioè questi si vede che sono discorsi che non sentono forse neanche nella scuola. Cioè bisogna impegnarci, ciascuno di noi, ad essere persone autentiche. Dobbiamo capire cosa ci stiamo a fare in questo breve arco di esistenza nel mondo. Dobbiamo capire cosa siamo e cosa dobbiamo fare, perché c'è una realtà, insomma, bisogna vedere anche che visione abbiamo della vita, perché se non abbiamo una visione superiore della vita, allora possiamo fare tutto quello che vogliamo, rubare, uccidere, stuprare, essere violenti, eccetera. Ma questo calpesta la dignità di un essere umano che è stato messo al mondo senza essere padrone di quella vita che le è stato dato. Dopodiché, perché quelle cellule che si uniscono per far nascere non le abbiamo fatte noi, ci riportano al mistero infinito della vita. Noi siamo figli del mistero, siamo gli anelli di una catena che deve continuare la vita. A noi ci viene affidato questo compito, quindi dobbiamo amare e rispettare la vita, veramente con onestà, con senso di responsabilità, con amore per la vita. Guarda, ho talmente rispetto per questa Presidente che dico subito che dal 10 al 13 di aprile, per continuare il progetto che ha detto appena adesso la Presidente Cassaniti, ritorneremo a Silea, ci allargheremo ancora di più, inviteremo sia l'onorevole Tosi che il dottor Aminio, inviterò tutti, Presidente, per portare avanti questo tuo progetto che vuol dire salvare le vittime, salvare le persone, dare dignità a questi familiari che stanno lottando per il bene del prossimo, per tutta la società. Abbiamo Sandra, poi andiamo in pubblicità, poi non ce la faccio, veloce Sandra. Ciao Mirella. Ciao, Sandra da Padova. Da Padova, sì. Io faccio un plauso alla signora Cassaniti perché non ho parole, ha detto tutto e tutto, ecco. Dopo volevo dire un'altra cosa, il discorso degli incidenti della velocità. Come ha detto la settimana scorsa quel signore Braghetti, non mi ricordo bene il nome, bisogna fare tanta guida, imparare veramente cosa sono i segnali, perché pochi li sanno, primo. Poi volevo anche dire un'altra cosa, io vedo a Padova, te l'ho già detto Mirella in tante trasmissioni, avanti io aspetto, passano a piedi. Le biciclette non rispettano, biciclette e motorini, non c'è la legge che bisogna mettere il casco quei ciclopidi là che corrono come matti. Io ne ho visto uno con il casco e il resto no, ma come? E ci sono i vigili che passano e non dicono niente. Allora io chiedo anche alle istituzioni che ci sia un controllo maggiore. Il controllo maggiore non è solo girare con la macchina i carabinieri, dei vigili e polizia locale, cioè bisogna andare veramente di brutto, perché ho dovuto segnalare, ti ricordi quel passaggio che mettono le macchine che è divieto di sosta in Largo Europa, ho dovuto tornare indietro al marciapiede perché non uscivo più. Sandra, grazie, devo assolutamente mandare la pubblicità, non mi lasciano più tempo, pubblicità, grazie Sandra. Adesso vedremo una slide importante, passi d'argento, lo stato di salute delle persone con più di 64 anni in provincia di Treviso. Prego, dottor Amini, commentiamo allora queste slide che ha mandato. Intanto grazie, perché passi d'argento è una sorveglianza, si chiama, cioè un sistema che viene fatto in Italia dal 2016 che intervista
16.000 anziani, chiamiamoli anche diversamente giovani, ecco, diversamente come giovani. piace la Mirella, ecco, diversamente giovani all'anno, per vedere come stanno, per farsi dire da loro come stanno. Sono interviste strutturate, durano mezz'ora e più, quindi sono un impegno importante, e viene fatto a Treviso. Abbiamo fatto un grande lavoro perché siamo l'ULSS d'Italia che fa più interviste di tutti, ne abbiamo fatte circa 3.000 in questi 3 anni. Ecco, e quelle sono le cose che dicevo prima, cioè di quanto aumenterà la popolazione anziana nei prossimi 20 anni, e serve appunto a questo, a vedere, a cercare di capire come stanno gli anziani, per poi aiutare, cercare di distribuire risorse per ovviare a questa cosa qui. Poi possiamo andare avanti e vedete come diventeranno sempre di più gli anziani veramente, cioè, ormai si potrebbe dire anziani, più di 85 anni, più di 75 anni, cresceranno tantissimo, in 20 anni aumenteranno del 36%, e quindi c'è questo sistema qui, che è un sistema, è un LEA, cioè è un livello essenziale che tutte le ULSS dovrebbero dare. Cosa abbiamo visto? E indaga, vedete queste cose qui, indaga come stanno, ma anche quali sono i problemi di depressione, quali sono i problemi di masticazione, di vista, udito, che mettono in difficoltà le persone, e poi qual è la soddisfazione della propria vita, la partecipazione sociale, perché non dobbiamo vedere soltanto gli anziani come qualcosa che porta via risorse, ma aiutano tantissimo, cioè le persone che dai 65 anni in su fanno volontariato, aiutano in casa. Quanti nonni sono fondamentali per la vita delle famiglie giovani, e quindi ecco, questo va bene, questo è soltanto per vedere quante interviste abbiamo fatto. C'è una grande partecipazione, perché noi chiamiamo a casa le persone e la maggior parte delle persone dice un'altra cosa e butta giù il telefono, invece sì, certamente 1 su 5 rifiuta, però l'80% ha risposto e risponde volentieri, e parla mezz'ora con le nostre intervistatrici che sono assistenti sanitari, infermiere dell'ULSS, che parlano con questi anziani. Certe volte ha anche piacere di essere... Questo è molto interessante. Ecco, chi vive solo? Queste sono le condizioni sociali, e questi sono i dati che dicevamo. Vivono da soli appunto circa quasi 50.000 persone sopra i 65 anni vivono da sole nella nostra ULSS, e sono situazioni che vivere da sole possono generare isolamento sociale, cioè oltre a vivere da sole non parlo neanche con nessuno, faccio fatica ad andare a farmi la spesa, per dire. Ecco, quindi purtroppo abbiamo, lo sappiamo, cioè, ci diceva una volta che l'anzianità stessa è una malattia, cioè più divento vecchio più è facile che abbia problemi, infatti la si vede, si sente male o molto male di salute, purtroppo aumenta, cioè un 8% sopra gli 85 anni, un 15%, che non è magari tantissimo. Ecco, quello che fa impressione è come questo star male aumenti quando il reddito è basso. Quello che si diceva prima. Sì. Gli stili di vita sono quelli che sono, la cosa, ecco, ricordo, anche lo so che dico una cosa che in Veneto si fa fatica a dire, ma meno si beve alcol meglio è. Avete capito? Meno si beve alcol, parlavamo prima degli incidenti stradali che sono un grosso problema fra i giovani, però anche per noi il nostro fegato non tiene più tanta botta, e quindi riduciamo, lo so, però è una cosa che io devo dire da medico, ed è vera. Si beve troppo? Sì, ecco. Lo È un fatto sociale. Bisogna pur dirlo. Ecco, a questo si aggiunge un fatto appunto di disabilità, di fragilità, cioè, e quindi questo fatto di disabilità, di avere varie malattie. Non so se è presente, si comincia a prendere una pastiglia, poi 2, poi 3, e poi c'è da mettere a posto la glicemia, e si va avanti 5, 6, c'è una policronicità che ha bisogno di cure adeguate, e questa è la situazione. Non siamo messi male, Beh, questo è già un bel messaggio. Rispetto al resto d'Italia, qua si vive meglio, sta un po' meglio. Un problema grosso che esiste è il fatto che si perde voglia di vivere, cioè la depressione, che negli anziani è diffusa, riguarda più del 10% degli anziani. La cosa che si fa fatica a chiedere aiuto, e infatti il 20% non chiede aiuto a nessuno. Perché non siamo stati abituati. Perché non siamo abituati a chiedere aiuto, invece è fondamentale in queste situazioni qua, sia
ma neanche ai familiari, quel 20% non chiede aiuto a nessuno, neanche ai familiari. Servono, purtroppo, come chiedo aiuto se ho la glicemia alta e prendo o la pastiglia o l'insulina, lo stesso, ho una depressione che mi rende difficile vivere, posso usare questi aiuti, non c'è niente di male. Allora, andiamo a vedere anche le slide invece che riguardano gli adolescenti a Treviso. Andiamo a vedere, prego dottor Amini. Questi sono ancora anziani. Sì. Ecco. Questo è un lavoro che abbiamo fatto recentemente, anche questo è un lavoro che è stato importantissimo, ha coinvolto quasi 4.000 adolescenti che frequentano, ecco qua 3.700, insomma, che ha coinvolto un sacco di classi. Anche qua c'era un questionario molto grande a cui rispondere. I ragazzi hanno risposto, e devo essere sincero, pensavo che rispondessero in maniera creativa, diciamo così, creativa, sì. E invece sono stati pochissimi quelli che ci hanno preso in giro, diciamo, ecco, anche divertenti, spesso irriferibili, però divertenti, ma la maggior parte ha risposto, penso, molto seriamente. E lo spaccato che dà il lavoro che abbiamo fatto, che ha coinvolto appunto così tanti ragazzi delle superiori, è uno spaccato a doppia faccia, dove mostra come ci sia una grande, qui sono tutti i dati che dicono quante persone abbiamo intervistato e com'era il contesto generale, cioè anche, dicevamo prima, lei ha detto prima, ma vivo con 2 genitori, 3 genitori, in effetti dico una cosa banale, ma la stabilità familiare è importante, sì, per stare bene. La maggior parte dei ragazzi vive con entrambi i genitori, e questi sono avvantaggiati, ecco. Certo. Chi vive con un solo genitore, come succede spesso, ed è spesso la mamma che deve farsi carico, è in difficoltà, ma è banale, cioè se io devo lavorare ho poca possibilità, certo, di star dietro ai ragazzi, e queste sono situazioni di cui bisogna dottora farsi Minia, carico. delle ragazze, delle studentesse che ho intervistato qui dove è seduto lei, cosa mi hanno detto di queste separazioni? Ci adattiamo, abbiamo dovuto adattarci, non ha detto abbiamo accettato, ci siamo adattate, la risposta che mi hanno dato, e la dice veramente lunga. Complimenti veramente per questa indagine che avete fatto. Volevo dire una cosa, purtroppo queste situazioni di cambiamento di famiglie è una cosa che succede, certo, non c'è niente da fare, non possiamo dire che non succede, i tempi sono cambiati e succede. Sarebbe importante avere sempre un supporto, un accompagnamento in questo. E anche coinvolgere i figli, non che vengano a saperlo all'ultimo momento, perché quello dobbiamo anche, siccome lo dicono i ragazzi, almeno ditecelo prima che ci prepariamo un po' alla volta. È molto difficile, spezzo una lancia a favore dei genitori. Sì, poveretti, questi giovani. Veramente grazie, devo andare avanti. Però la ringrazio, mi hanno fatto vedere. No, ci mancherebbe, sono indagini veramente, penso che anche a casa avete capito l'importanza che ha fatto il dottor Amini con tutta la squadra per far capire, ecco, dare voce a queste persone. Presidente Cassaniti, come ci saluta? L'onorevole Tosi ha dovuto andare via perché aveva un impegno, perché io ho forato alla grande, però vi saluta tantissimo. Come ci saluta, Presidente? Io ho molta fiducia nelle istituzioni, però sempre dico, il discorso è questo, che dobbiamo riflettere sulle responsabilità che abbiamo e ci dobbiamo dare da fare per metterle in atto queste responsabilità, che ci sia, non si resti solo a livello di parole, ma ci sia il passaggio dalle parole ai fatti. Questo è all'onorevole come si chiama? Flavio Tosi. Sì, ecco, volevo ricordare che noi abbiamo fatto una grande raccolta firme, insomma abbiamo fatto e che abbiamo intestato una firma per evitare che le persone muoiano per i loro errori. Però la prima cosa che vogliamo dire è che bisogna tutelare la vita riducendo la velocità, controllando il rispetto dei limiti e utilizzando i dispositivi di protezione personale. Per i motociclisti, insomma, gli elementi dell'airbag, la tuta airbag e così via. Però sono delle cose che debbono ancora essere perfezionate. Io sto parlando con l'esperto che abbiamo nell'associazione, Leopoldo Comparin, no? Devono essere perfezionate, e questo, insomma, ci sono gli esperti, le cose si devono fare, bisogna proteggere la vita in maniera attiva, come abbiamo detto, osservando le norme, tutti,
tutti, comprese le istituzioni, e in maniera attiva. In maniera passiva, provvedendo per tutte quei mezzi, diciamo, di salvaguardia della vita, e anche per le auto che siano dotate dei dispositivi giusti per poter osservare la velocità, mantenere come si dice, riprendere il mantenimento della corsia e così via. Ci sono tante cose che possono effettivamente in quel discorso. Grazie Presidente, devo chiudere perché non ho più tempo. Ringrazio veramente la Presidente italiana familiari vittime della strada, questa Presidente che sta lottando con se stessa anche contro i nemici che ha dietro l'angolo, perché sta cercando di portare avanti una cosa buonissima. Ecco, lunga vita a questa Presidente, anche come Presidente di questa associazione così importante italiana. Buon lavoro Presidente, la metterò in contatto con l'onorevole Tosi, anche col suo avvocato che ho avuto, in maniera che così, visto ecco, che ha detto pubblicamente che prenderà atto di quello che abbiamo detto e che sta cercando di aiutare, perciò noi staremo vicino. Grazie Presidente Giuseppina Cassaniti, grazie a Flavio Tosi che non c'è più. Dottor Ramigni, come ci saluta? Io non posso altro che ringraziare. È stato molto piacevole, è stato bello sentire sia la dottoressa signora Cassaniti, la Presidente Cassaniti, sia l'onorevole Tosi. Per l'impegno che ci mettono. Sì. Se qualcuno ci ascolta, viene chiamato per essere intervistato, risponda e non dica, non ho tempo e non mi fido. Grazie anche al dottor Ramigni per essere stato con noi, grazie veramente, buon lavoro dottor Mauro Ramigni, responsabile servizio epidemiologia ULSS 2 di Treviso, e soprattutto per l'indagine che ha fatto, perché riguarda tutte noi, almeno sappiamo cosa ne pensiamo. Pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il professor Matteo Criveler, professore docente laboratorio elettronica. Grazie veramente professor Criveler di essere qui con noi. E abbiamo anche il dottor Oscar Miotti, psicologo, sessuologo, che ci parlerà di questi giovani, di queste situazioni che delle volte veramente non riusciamo a crederci quello che vediamo. Pochi ragazzi che tengono in mano la società, dalle forze dell'ordine, i sindaci, le comunità, tutte noi che hanno paura di uscire. Questo è un messaggio che io non voglio che passi, perché sono quelli più bravi che quelli meno bravi. Non dobbiamo aver paura di uscire, dobbiamo stare attenti, quello sì, ma non paura di uscire. Ecco, cerchiamo anche di capire dove viviamo, perché ci sono regioni e regioni, e città e comportamenti e comportamenti. Allora, professor Matteo Criveler, partirei proprio da lei, perché è un ragazzo giovane, sta già insegnando, è diventato docente, si sta occupando di quella fascia molto importante che sono i nostri giovani, i giovani che frequentano questi istituti. Com'è la situazione? È proprio vero quello che vediamo, che tutti i ragazzi girano coi coltelli, che non hanno voglia di lavorare, di studiare, di fare niente, oppure c'è un'altra realtà che non si vede, che sono quelli che si possono chiamare proprio quelli bravi? Bisogna capire chi è il bravo ragazzo, e tutti sentiamo sono bravi ragazzi. No, ci sono bravi ragazzi e meno bravi ragazzi. Professore, cosa ci racconta? Beh, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti, grazie intanto per l'invito rinnovato, qui è sempre un piacere. Sicuramente la tematica, insomma, dei giovani, io insegno quotidianamente nella scuola superiore Planck qui a Treviso, e quindi ho a che fare con ragazzi che vanno dai 16 ai 18 anni, quindi in una fascia anche d'età in cui stanno maturando, stanno un po' cercando la loro strada nella vita e stanno anche un po' comprendendo come poi funziona anche tutto quel mondo del lavoro che ci aspetta, insomma, essendo un istituto tecnico con materie appunto anche prevalentemente pratiche come quella che insegno io di laboratorio, insomma è importante dar loro questo sguardo. Sicuramente lo vediamo un po' tutti i giorni sui giornali, lo vediamo tutti i giorni sui social, ci sono delle problematiche in ambito proprio sociale e di vita quotidiana, in cui ci troviamo a dover affrontare, a leggere di problemi, di baby gang, di difficoltà anche di disagio giovanile, ed è importante che cerchiamo soprattutto di prendere consapevolezza di questa cosa
e di capire quale è il ruolo anche della scuola in questo, cioè dove la scuola può arrivare, dove può intervenire, dove possono intervenire le famiglie e dove può intervenire anche la società completa, la società intera. Il dottor Miotti, appunto, mi diceva prima, è anche assessore a Castelfranco, quindi avrà sicuramente modo anche di fornirmi qualche spunto, qualche idea per un confronto anche su questo tema del sociale, del dibattito molto, molto importante. E sicuramente però non dobbiamo dimenticarci, insomma, che ci sono anche degli esempi di gioventù molto molto positivi. Io rientro da una settimana in Grecia, sono stato con la professoressa Monica Di Sarò, che è la referente di un progetto di robotica molto importante per il nostro istituto Planck. Ci siamo distinti a livello mondiale, quindi con un gruppo di oltre 20 ragazzi siamo stati in Grecia, abbiamo affrontato squadre provenienti da tutto il mondo, da 50 paesi diversi, quindi gli esempi di positività, di impegno, di serietà e di studio ci sono, vanno valorizzati ed è importante anche sostenerli. Ci sono tantissime anche aziende qui del nostro territorio che ci hanno dato una mano per far sì che questo sogno anche di ragazzi di poter viaggiare potesse essere coronato, e quindi è giusto anche riconoscere e ricordarci, insomma, che abbiamo degli esempi positivi e dobbiamo ripartire e ricordarci di tutto questo affinché, insomma, ci sia anche uno sguardo un po' più ottimistico nella società di oggi. Allora, dottor Miotti, io lo so anche con quanta attenzione ha ascoltato questo giovanissimo docente, ecco, questo ragazzo, ecco, questi sono i bravi ragazzi che io porto in trasmissione per cercare di far capire che dobbiamo capire che ci sono anche queste realtà. Prego, dottor Miotti. Intanto buongiorno Mirella, buongiorno anche al professor Criveller e a tutti i telespettatori. Allora sì, credo che è un bel esempio quello del prof, di occuparsi dei giovani, di portarli a fare delle esperienze qualificanti e che li fanno sentire protagonisti, perché noi puntiamo spesso il dito su questi giovani. Se mi permetti, professore, chiamarli baby gang quando fanno delle cose da grandi è un po' come sminuire, no? Io sono poco avvezzo a chiamarli baby gang, chiamiamoli quando fanno delle cose da grandi cattive, chiamiamoli delinquenti, perché altrimenti i baby è come sminuire l'atto che loro fanno. Però so che ormai nel gergo vogliamo anche noi dire che abbiamo le baby gang, in realtà in Italia è un fenomeno, almeno nel nostro Veneto, che non esiste. È vero, però, dottor Miotti, è anche vero che sta passando questo messaggio. Io cerco tutte le mattine, a parte la domenica, di dire invece che non è così, almeno nella mia città. Sì, ci sono queste situazioni, ma ce ne sono altre di molto belle. Ci sono anche delle mostre, delle attività, c'è il mondo del volontariato. Quello che non riesco a capire, dottor Miotti, anche l'ho invitato, vorrei sentire anche il professor Criveller, come mai mancano i giovani nel mondo del volontariato. Forse non li abbiamo intrigati abbastanza, ecco, non si accontentano più della lezioncina in classe, vogliono essere protagonisti, vogliono essere intrigati, anche perché l'altro giorno ho avuto la Croce Rossa ospite e devo dire che mi ha molto veramente rincuorato quello che hanno detto, perché là i giovani ci sono. Forse perché vengono intrigati dal primo momento, si sentono protagonisti, magari sbagliano ma imparano, loro vogliono questo. Io sono sicura che dobbiamo farli diventare protagonista anche sbagliando, accompagnarli, ma che siano loro a provare. Cosa dice, dottor Miotti? Beh, sicuramente bisogna renderli protagonisti. Io lancio un appello, Mirella, ho bisogno che mi aiuti anche tu, ho bisogno di un coordinatore strategico. Professor Criveller, se vuoi prenderti un tempo ti prendi un tempo di un anno e ci aiuti a mettere su un progetto per i giovani di tutto l'ambito dell'ex ULSotto per i giovani dagli 11 ai 14 anni, però non dobbiamo fare delle cose noi adulti da proporre a loro, dobbiamo riuscire a renderli protagonisti. Io sono stato l'altro giorno
con un parroco che non voglio citare, che tiene i ragazzi per una settimana a fare condivisione, a stare assieme, ma senza proporre necessariamente dei contenuti di tipo spirituale e religioso, allo scopo solamente di tenerli assieme. È stata un'idea che magari sperimentano tante volte anche gli scout che fanno la settimana comune, ma questa è solo un modo per renderli protagonisti e perché loro ritornino a stare insieme con il corpo, perché loro stanno insieme ma senza più il corpo. E noi chiaramente li proteggiamo, è come se escludiamo il corpo di questi ragazzi. Metterli invece a vivere assieme una settimana, a riflettere, questa è una cosa che mi ha aperto una possibilità di poter fare qualcosa anche nel territorio di Castelfranco. Sentiamo professor Criveller come commenta quello che ha detto il dottor Miotti. Allora sicuramente l'ambito del volontariato e l'ambito del sociale è un ambito in cui sono stato educato fin da piccolo, nel mio piccolo territorio, nella mia piccola comunità, a dare il mio contributo anche con attività, soprattutto nell'ambito e nel periodo estivo. È sicuramente vero che i giovani vanno interessati, vanno appassionati, vanno coinvolti anche con costanza. A volte bisogna un po' andare oltre la loro magari parziale disponibilità e rimanere lì sul pezzo con loro, sostenerli, aiutarli a capire che sono delle esperienze di comunità e di volontariato, insomma, in cui doniamo il nostro tempo per gli altri, che sono veramente fondamentali anche per una crescita personale, magari non a breve termine, ma a lungo termine sicuramente lascia una traccia e un segno indelebile in noi. È sicuramente vero anche che le proposte sono tantissime, diceva prima Mirella anche della Croce Rossa, e lì moltissimi giovani si stanno anche appassionando a questo impegno importantissimo per la società in cui viviamo, perché di bisogno di aiuto ne abbiamo tutti i giorni. Quindi ecco che almeno in questo ambito, in questo campo, la voglia insomma di mettersi in gioco c'è, ed è un aspetto molto positivo che io andrei a sottolineare e ad elogiare. Poi sicuramente, ripeto, dobbiamo mantenere comunque un'idea di ottimismo, non lasciarci andare e provare in tutti i modi, insomma anche come diceva il dottor Miotti, che stanno attivando questo progetto per i giovani nel comune di Castelfranco, che è uno dei comuni insomma importanti per la nostra provincia di Treviso, ed è sicuramente un progetto di ampio respiro con poi persone professionisti del settore come appunto l'assessore, il dottor Miotti, che potranno sicuramente tracciare una linea guida per riuscire ecco, a trovare una strada anche in questo. Allora andiamo a vedere, a sentire cosa ha detto Gino Cecchettin, che ha parlato ai studenti, questo papà che dopo questo lutto enorme, immane, sta cercando di aiutare, di capire cosa sta succedendo, cercare di dare concretezza ai gesti che fa. Andiamo a vedere. Ammiro le persone che sono capaci di perdonare, nel mio caso ci sto pensando e non so cosa questo percorso porterà in futuro. Con queste parole pronunciate davanti a una platea di studenti veneziani, Gino Cecchettin non ha escluso in futuro di poter arrivare anche al perdono di Filippo Turetta, l'assassino di sua figlia Giulia. L'occasione è stata una mattinata emozionante a Venezia, scandita da 3 incontri. Prima al Cavanis, dove ha trovato ad accogliere circa 250 ragazzi e ragazze, poi al liceo classico Marco Polo, dove si sono riuniti circa 650 studenti con i loro insegnanti. Terzo appuntamento, quello al Museo della Musica nella chiesa di San Vidal, paradossalmente il meno partecipato dei 3 appuntamenti e senza alcuna autorità. Numeri da record per il centro storico di Venezia e conferma di come la proposta, lanciata e organizzata con cura e passione dallo psicologo Giuseppe Baldan. Io porto il messaggio di Giulia, sostanzialmente. Lei è stata un esempio di bontà, di altruismo, e cerco di portare un po' di Giulia raccontando il mio vissuto e cercando di far capire che c'è un modo migliore di vivere che non dare sfogo ai nostri sentimenti più cattivi. Gino è stato ricompensato da tutti da un unanime e interminabile caldo abbraccio da tutti i presenti. Il progetto Tenerezza, ideato da Baldan, andrà avanti con tante altre iniziative interessanti e aperte a tutti.
Credo che il momento più significativo sia stato coinvolgere l'aspetto emotivo a quello decisionale. Gino ci ha mostrato come, pur rimanendo un uomo, un papà ferito mortalmente da quella che è stata questa grande disgrazia che è accaduta, e quindi tutta la parte emotiva, sentimentale è mantenuta vera, ha scelto con molta fatica, sta scegliendo tutti i giorni con molta fatica una strada per dare un senso a questo dolore infinito. Allora, sentiamo dottor Miotti come commenta. Lei ha conosciuto questo padre che anche lui, come prima la Giuseppina Cassaniti, familiari vittime della strada, che ha perso la figlia, anche lei, perché sempre di figli si parla che non ci sono più, anche lui ha deciso di fare un percorso per aiutare. Prego, dottor Miotti. Beh sì, ho conosciuto Gino e l'ho invitato anche a Castelfranco. Sì, effettivamente il percorso del perdono è qualcosa, appunto, è un percorso, e quindi ci sono dei passi prima di arrivare a questo. Sicuramente noi dobbiamo anche metterci dalla parte di chi fa questi reati, e quindi secondo me c'è una disperazione alla base quando uno ha un'angoscia che non riesce a rielaborare e pensa che prendendo una lama e uccidendo l'altro in qualche maniera viene a capo delle proprie angosce, ed è una follia. Non voglio parlare adesso a livello psicopatologico, ma è proprio un qualcosa che non siamo riusciti a insegnare a gestire queste emozioni, anche emozioni della rabbia. Quindi da un lato ci sarà bisogno anche di lasciare il tempo a questo papà, a Gino, di comprendere cosa è capitato, perché altrimenti sarebbe un perdono che non è sostanziato assolutamente. Allora, guardiamo anche queste slide che ha portato il dottor Mauro Ramini, che sono slide molto importanti. Guardiamo prima il report su adolescenti Treviso. Vediamo i numeri e li commentiamo con lei, dottor, veramente, perché fanno capire, ecco, l'importanza di queste indagini, di queste, dottor Miotti, di quello che sta cercando di fare anche questo mondo, che sono gli addetti ai lavori, che riescono a capire che c'è bisogno anche di capire. Andiamo a vedere questo report che riguarda i giovani, queste indagini, queste slide. Molto bene. Vediamo se... Eccolo qua. L'83% degli studenti vive con entrambi i genitori. Ecco, come commenta questa slide, che lei la sa leggere bene, dottor Miotti? Sono slide importanti, sono interviste fatte realmente vere alle persone. Prego. Sì, quell'intervista di cui si parlava prima col dottor Ramini, no? Sì. Ecco, è stata un'intervista molto, molto interessante. Allora, il fatto che l'83% vive con entrambi i genitori è consolante, però abbiamo quel 17% che vive con un genitore, quindi anche con una situazione di disagio anche economico, perché una famiglia che si separa diventa inevitabilmente povera. Poi c'è un tema, bisogna vedere anche l'età, che adesso io leggo poco. Ci sono giovani invece giovani adulti che vanno avanti verso i 35 anni, che sono ancora con i genitori, che vanno in vacanza con i genitori. Allora lì c'è qualcosa che non va. Cioè, se mi si dice che allora a questa età va bene, negli adolescenti per fortuna è un dato che avere entrambi i genitori, questo sicuramente permette di avere un confronto, arrivare a un processo di identificazione. Tuttavia invece quando non c'è un genitore, questo diventa un po' più difficile, un po' più laborioso.
Sentiamo il professor Criveller come legge queste slide, sono slide importanti che fanno capire come muoverci, anche come aiutare, perché noi dobbiamo puntare a quel 16-17% che non ha riferimenti, perché quelli 73% ma sono i fortunati, ecco qua che arrivano i numeri di questi ragazzi poi che si comportano male. È una minoranza che però ha preso in mano la situazione. Prego, professor Criveller. Beh, allora sicuramente l'indagine che è stata fatta è molto interessante, immagino anche con un campione importante e diciamo così strettamente legato insomma alla nostra comunità, ecco alla qua, nostra ore provincia. di studio e rendiconto scolastico, riesci a vedere, dottor? Sì, le vedo. Allora sicuramente vivere con alle spalle una famiglia anche in ambito scolastico è una cosa molto molto importante. A volte ci rendiamo conto anche come insegnanti delle difficoltà che hanno i ragazzi, dove alle spalle appunto manca una figura di riferimento che faccia un po' da guida e che non sempre la scuola può andare a sostituire, perché poi sicuramente le ore che i ragazzi trascorrono a casa o comunque non a scuola, dove hanno bisogno a volte di avere un riferimento, una guida, qualcuno che dia loro anche il senso del rispetto del tempo, delle regole e della vita insomma che stanno maturando. Parliamo sempre di ragazzi tra i 16, 17, 18 anni, insomma, quindi dove io penso, ritengo e sono cresciuto insomma con una famiglia presente e che ringrazierò sempre per questo. È una presenza anche che, come si vedeva nella slide prima, a volte anche direttamente proporzionale alle ore di studio e al rendimento scolastico, nel senso che è importante avere come dicevo prima, anche una costanza nel poter ricordare ai ragazzi l'impegno che si sono presi, l'impegno che devono mettere nello studio, nella vita, nello sport, che è un'altra sfaccettatura molto importante della vita dei giovani, e rendersi conto che l'impegno, il sacrificio, la costanza, che poi serviranno anche in futuro nel mondo del lavoro, sono la base per sentirsi poi anche realizzati nella propria vita. Professor Criveller, come vedono questi ragazzi? Lei si occupa di robotica, la parola intelligenza artificiale, capiscono veramente anche che a fianco magari ci vuole la parola etica, perché è molto pericolosa e vediamo anche le truffe che riescono a fare, i soggetti che noi vediamo che non esistono, sta facendo veramente qualcosa che può diventare, se non si abbina la parola etica e sicurezza, molto pericolosa. Come la vivono i ragazzi questa nuova evoluzione della tecnologia? Allora, sicuramente è una tematica che trattiamo quotidianamente a scuola, nel senso che l'intelligenza artificiale è un qualcosa che ormai è stato un po' un tabù sfatato, nel senso che inizialmente è partita un po' così in sordina, ora la utilizziamo anche quotidianamente, insomma a volte anche per un consiglio, per una simpatica anche ricerca, per vedere un po' quali sono i limiti attuali e le potenzialità di questo strumento. Con i ragazzi ci riflettiamo molto, soprattutto durante l'ora di educazione civica, che è un po' questo nuovo modo anche un po' di riflettere sulle cose dell'attualità, della quotidianità, e riuscire a capire come sfruttare al meglio questi strumenti. Sono degli strumenti potentissimi, sono degli strumenti in cui è importantissimo fare una buona informazione, non tanto da un punto di vista tecnico, ma ricordandoci sempre di quella parola che Mirella dicevi prima, l'etica, cioè capire come andare ad utilizzarli e renderci conto che non ci debbono sostituire, perché nel momento in cui noi ci facciamo sostituire, soprattutto magari in un ambito anche tecnico, informatico, da un robot, da un computer, da un'intelligenza artificiale, io credo che abbiamo perso la nostra sfida. Noi dobbiamo essere affiancati, dobbiamo essere aiutati magari anche in certi processi, ma dobbiamo sempre mantenere il controllo del nostro pensiero in primis, delle nostre azioni e soprattutto di questo strumento potentissimo che abbiamo tra le mani. Lo abbiamo a portata di mano perché con il cellulare ormai facciamo tutto, quindi è importantissimo fare informazione e creare nei ragazzi la consapevolezza della potentissima arma che hanno in mano, perché è sicuramente un qualcosa di cui devono, diciamo così, essere anche responsabili. Dottor Miotti, come commenta? Prego. Sì, assolutamente l'intelligenza artificiale, anch'io provo ad usarla, però è importante che uno
possieda l'argomento che poi va a esporre. Cioè io posso chiedere all'intelligenza artificiale di fare una dettagliata relazione su un argomento, però se non sono in grado di controllare quello che viene fuori, rischio poi di dire delle cose inesatte, ma in genere c'è anche una buona approssimazione, cioè dice delle cose importanti. Qual è il rischio che vedo? Che ci sia una sorta di dipendenza, che non faccio più quel lavoro di fatica, di elaborazione, anche non so, nel preparare una ricerca o altro, ma mi affido a cose già fatte e pronte, e questo non va bene, impoverisce e non permette anche quel processo di rielaborazione che è importante nelle conoscenze e che fa sì che io a quel punto faccio mio ciò che vado a dire o ciò che vado a presentare. Ecco, questo è il rischio che io vedo. Già abbiamo dei fenomeni di dipendenza da intelligenza artificiale. Professor Criveller? Beh, sicuramente poi il dottor Miotti, insomma, è un esperto del settore, quindi sa anche meglio di me il risvolto psicologico e l'impatto sociale che può avere questo strumento. Io la vedo, ripeto, nella dimensione che vivo, nella dimensione anche di ragazzo giovane, insomma, però sicuramente come tutte le cose dobbiamo imparare anche a difenderci dalle dipendenze, capire il tempo, il modo e la quantità anche di utilizzo, e soprattutto non farne un abuso, nel senso che anche da un punto di vista proprio della personalizzazione del lavoro che andiamo a creare, per esempio anche in classe, molte volte è più facile, no? È più immediato chiedere un aiuto ai vari software che ci sono disponibili online, però ecco che viene meno l'impegno, la fantasia e lo sviluppo anche un po' della creatività, del pensiero artistico che ognuno di noi ha, che poi può essere più o meno tecnico a seconda anche del percorso di studi che si sta facendo, però è sicuramente importante, e lo ribadisco, che impariamo ad utilizzare questo strumento e non ci facciamo sopraffare, ecco. Ecco, e per fare questo come si riesce a tirar fuori la creatività del ragazzo? Perché magari lui non sa di averla, ed ecco l'importanza anche dei laboratori. Ecco, questo ministro Valditara che ha detto apriamo anche le scuole durante il periodo estivo, non chiudiamole, ma bisogna vedere l'offerta per intrigare questi ragazzi, perché dopo un anno di scuola uno dice anche no, ma se tu lo intrighi con qualcosa che a lui interessa forse rimane, e forse il laboratorio per quanto riguarda il professor Criveller sarebbe uno strumento importante. Prego. Certo, allora la didattica di laboratorio è una didattica intanto che va, diciamo così, a scardinare certe dinamiche, perché i ragazzi non sono più fissi in un posto assegnato, non è come stare ad una lezione frontale in classe o anche all'università. È sicuramente un'esperienza bella in cui c'è dinamicità, in cui i ragazzi provano, sperimentano, e soprattutto secondo me è importante che tocchino con mano quello che stiamo facendo. Noi lavoriamo soprattutto nell'ambito elettronico, dove sappiamo insomma che in giro per il mondo e il mondo va avanti con l'elettronica, le schede elettroniche ormai sono ovunque e sono spesso anche realizzate da macchine, da robot, però per avere anche una elevata precisione, insomma, e contenute dimensioni. Però è importante che partiamo dalle basi, capendo anche di cosa stiamo parlando e di quello che studiamo nella parte di teoria, cioè riuscire a concretizzare anche, diciamo così, da un punto di vista fisico, perché comunque siamo esseri umani e abbiamo bisogno anche di toccare con mano e prendere con mano tutto quello che poi noi andiamo a studiare, anche per un migliore apprendimento. Sicuramente la proposta estiva è una proposta su cui c'è un dibattito, è una proposta che è partita anche nello scorso anno scolastico con il piano estate, con i fondi del PNRR, con la disponibilità anche di alcuni docenti e colleghi che si sono messi in gioco per fornire ai ragazzi un'ulteriore opportunità anche per, diciamo così, vivere delle esperienze in ambito scolastico che vadano però oltre quelli che sono i programmi scolastici durante l'anno, quindi fornendo delle attività interessanti, stimolanti, nuove, in un contesto a loro comunque noto come la scuola. Sicuramente
come tutti c'è bisogno anche di un periodo però di pausa, di stop, in cui staccare un attimo la spina e cercare un po' di ricaricare le batterie per il successivo anno scolastico. Quindi io ritengo comunque che sia una proposta interessante, che però come tutte le cose deve essere calata nella realtà in cui viviamo, ed è importante che lo riusciamo a fare cucendo un vestito su misura per i ragazzi, perché tutto quello che viene fatto, tutto quello che facciamo, tutto quello che cerco anch'io di fare quotidianamente viene con l'obiettivo di insegnare, di trasmettere qualcosa e di fare il bene per questi ragazzi. E quindi io ritengo che ben vengano qualsiasi proposte, ce ne sono tante anche nel sociale, come si diceva prima, nell'ambito del volontariato, c'è questa della scuola. Le proposte ci sono, non dimentichiamoci comunque anche di poter vivere anche dei momenti di svago, insomma, assieme agli amici, alla famiglia, nell'attività parrocchiale di comunità, di volontariato e anche in ambito sportivo. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Oscar Miotti. Dottor Miotti, questa apertura della scuola anche nel pomeriggio, ma facendo qualcosa di importante, qualcosa che ti intrighi, perché bisogna pure iniziare a fare qualcosa, avere dei posti dove posso ritrovarmi a costo zero, perché bisogna anche dire che bisogna anche capire che l'offerta deve essere gratuita. Cosa ne pensa, dottor Miotti? Beh, è un'attività bellissima, cioè io credo che anche gli insegnanti dimostrano veramente di avere a cuore i loro ragazzi e soprattutto hanno bisogno di essere protagonisti, di sperimentarsi, perché molto spesso c'è un apprendere, fare i pappagalli di nozioni, invece bisogna poter possedere anche quello che si va a studiare e metterlo in pratica. E poi anche bello, se ho ben capito, anche i laboratori estivi, cioè noi cerchiamo di impegnare i nostri ragazzi, ci sono dei progetti dove li mettiamo a fare fattivamente anche delle cose per la società, e questo è molto importante, perché altrimenti poi ci lamentiamo se i ragazzi sono protagonisti nei social, se hanno bisogno di farsi vedere, ma d'altronde se abbiamo limitato la possibilità pratica con il corpo di fare delle cose, almeno lasciamo che mostrino il corpo, perché altrimenti cosa devono fare questi? Cioè non esistono. Ecco, il tema è che gli adulti tendono a non riconoscere, a non mettersi nei panni anche di questi ragazzi. Dobbiamo cercare veramente di comprenderli, ed è una fatica che dobbiamo fare. Allora andiamo a vedere anche cosa ha detto il questore di Treviso, ecco, perché veramente questi ragazzini hanno alzato troppo l'asticella e anche loro hanno bisogno di aiuto e dobbiamo essere noi ad aiutarli. Andiamo a sentire. Nuovo episodio sabato sera lungo il PUT di Montebelluna, che ha visto protagonista un gruppo di 5 ragazzini che in sella alle loro bici hanno creato panico tra il traffico, impennando in mezzo ai veicoli costretti a fermarsi per evitare l'impatto. Qualche automobilista li ha ripresi spiegando loro che quella non era una pista ciclabile, ricevendo in cambio insulti. Poche settimane fa la polizia locale aveva sanzionato 14 ragazzini per una serie di episodi accaduti negli ultimi 2 mesi, sfociati con alcuni giovanissimi che si erano scagliati con calci e pugni contro un uomo che, sceso dal suo mezzo, li aveva redarguiti. Fatti più o meno gravi che dal capoluogo della Marca alla provincia vedono coinvolti ragazzini spesso minorenni. Le cosiddette baby gang, nei confronti delle quali la questura è pronta a mettere in campo tutte le proprie competenze per studiare un percorso condiviso con le scuole. La prossima settimana incontreremo i dirigenti scolastici proprio nell'ottica della collaborazione e della sinergia. Ai dirigenti scolastici viene chiesto di segnalare e denunciare comportamenti scorretti da parte di studenti bulli per permettere alla questura di intervenire con gli strumenti a disposizione. E per diffondere questi strumenti di prevenzione che, se venissero correttamente utilizzati, ho detto sono sottoutilizzati purtroppo, se venissero correttamente utilizzati ci permetterebbero di avviare i giovani ad un percorso
di rieducazione nell'ottica della prevenzione. Gli strumenti a cui fa riferimento il Questore sono quelli dell'ammonimento, già utilizzato con buoni risultati nei casi di stalking con un abbattimento delle recidive. L'obiettivo è di contrastare con il provvedimento anche il fenomeno delle baby gang, ma diventa fondamentale la collaborazione di chi vive quotidianamente a stretto contatto con i ragazzi. Per noi gli insegnanti sono importantissimi, la collaborazione che ci deve essere è importantissima sia sotto il profilo della prevenzione sia sotto il profilo repressivo, perché gli insegnanti sono le sentinelle. Il tema della violenza giovanile è un tema che vediamo crescere in questi anni. La diffusione, ad esempio, del porto di armi bianche è un fenomeno che si è già visto anche in altri paesi europei, ad esempio in Inghilterra alcuni anni fa. Ha iniziato a diffondersi tra i giovani e i giovanissimi e inizia a diffondersi come modalità anche in altri paesi europei. Questo ovviamente comporta un aumento dei rischi legati a quelli che sono i normali conflitti o le normali situazioni di conflittualità, normali nel senso che sono statisticamente frequenti tra i giovani e i giovanissimi. Chiaramente il porto d'arma bianca rende tutto molto più complesso. La presenza di armi bianche nelle risse giovanili è un fenomeno che è già stato osservato in altre parti del mondo. Fenomeni come questo rendono ancora più pericolose dinamiche conflittuali, portando a vicende drammatiche come quella di Castelfranco, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di appena 20 anni e un 22enne è in fin di vita. L'introduzione in centri di aggregazione giovanile come le scuole o le società sportive della figura dello psicologo aiuterebbe a far emergere il disagio. Abbiamo bisogno sicuramente di attenzionare questo tema. Il disagio adolescenziale è in crescita significativa dal dopo Covid. Questo si esprime anche con comportamenti agiti aggressivi, quindi comportamenti aggressivi che vanno a creare tutta questa serie di situazioni. Abbiamo bisogno di presidiare nelle scuole e nelle agenzie educative e sportive che impattano sugli adolescenti pratiche di educazione al controllo emotivo ed educazione emotiva che al momento in Italia mancano. Siamo l'unico paese europeo che ad esempio non ha un servizio di psicologia scolastica strutturato e questo sarebbe un primo presidio fondamentale per ridurre anche questi tipi di rischi. Più chiaro di così, allora professor Criveller, la Questora ha detto i professori devono essere le nostre sentinelle, là si può fare prevenzione, quello che manca, diceva anche questo psicologo che è responsabile regionale psicologi, anche la scuola deve essere cambiata. Prego Criveller. Beh, allora sicuramente la presenza anche di una figura professionale che ha studiato in questo settore anche nelle scuole a volte la ritengo importante, perché per esempio anche nel nostro istituto abbiamo istituito uno spazio, si chiama Spazio Ascolto. È uno spazio che è seguito da dei colleghi che si mettono a disposizione per poter affrontare tutte queste tematiche anche di disagio che i ragazzi manifestano a scuola e nelle ore in cui si trovano in classe. Quindi i ragazzi possono uscire e possono fermarsi in un'aula dedicata a tu per tu con un insegnante e possono addirittura anche scegliere magari l'insegnante con cui hanno più piacere parlare. È chiaro che questo è un primo passo, ma non è evidentemente sufficiente. La figura comunque dello psicologo di affiancamento, di supporto e comunque di una persona che ha studiato in questo settore è sicuramente importante. Gli insegnanti possono essere delle sentinelle nel senso che vivono a contatto con i ragazzi tutti i giorni, trascorrono molte ore in classe assieme. Però non sempre si riescono a intercettare tutte le dinamiche, un po' anche per le varie personalità che i ragazzi hanno, a volte sono anche molto introversi, quindi c'è anche tutto comunque un lavoro di studio della personalità che a volte non sempre riusciamo a captare tutti i segnali. Quindi sicuramente ben venga un dialogo, una sinergia anche con dei professionisti nel settore, proprio, ripeto, per andare a fare il bene dei ragazzi. Lorenza da Mestre, poi andiamo dal dottor Miotti. Vai Lorenza. Pronto? Pronto? Sì, prego Lorenza. Buongiorno Mirella, lei è il suo ospite. Senta, stavo appunto ascoltando il discorso dei giovani che purtroppo dopo il Covid è subentrato queste varie cose. Però Mirella, diciamo, d'accordo l'inserimento, d'accordo il fatto di avere dei collegamenti col centro di salute mentale, d'accordo su tutto, però io ho notato che molti anziani che sono da soli e sono in uno stato di abbandono, e questo sarebbe bene fare anche
una trasmissione che riguarda anche le over, cioè voglio dire, perché non c'è i ragazzi, perché è il nostro futuro e sono pienamente d'accordo. Però noi che abbiamo fatto la storia, mi domando perché questo succede anche nell'ambito, quando si è a una certa età non si è più, come posso dire, produttivi. Una volta che non sei più produttivo, ti mettono in un angolo. Non ci sono istituzioni, non ci sono, cioè, oppure chi ha la fortuna, che poi per me è l'anticamera, diciamo, per andare in un'altra dimensione, l'RSA, chi ha la fortuna di andare nell'RSA. Io ti ringrazio, Mirella, e buona giornata. Grazie Lorenza, tu sai che qui a Sveglia Veneti ne parliamo tutti i giorni, di diversamente giovani. Questa mattina ho spostato un attimo, ma ho parlato anche di diversamente giovani col dottor Amini, con queste slide che ha portato su questo report che ha fatto, e se andate a vederlo veramente troverete delle risposte importantissime. Prego dottor Miotti, allora questa esigenza che ha la società di essere anche un po' protetta, ecco, questa paura del diverso, questa paura di uscire, ecco, cosa ne dice? Queste scuole, questi insegnanti che devono fare loro da sentinelle, prego. Allora, intanto sono d'accordo con quello che ha detto il presidente regionale degli psicologi, Luca Pezzullo, cioè mi colpiva il fatto che in Italia non abbiamo ancora questi progetti di educazione all'emotività, cioè che vuol dire che se io sono arrabbiato non è che devo spaccare tutto, devo trovare delle modalità di modulazione della mia rabbia. La rabbia è importante come la paura, ma devo imparare a gestirla, cioè se un adulto ti richiama perché tu fai l'imbecille per strada, non è che tu puoi là andare a pattufarlo, a picchiarlo perché sei in gruppo e quindi in 3 o 4 lo fai. Vuol dire che forse c'è un passaggio prima, perché devono fare questi gesti così eclatanti di mettere anche in pericolo o spaventare gli automobilisti che rischiano di prenderli sotto, no? E con questa strafottenza dobbiamo andare a leggere qual è il bisogno che hanno questi, che è di dire guardate che esistiamo. Allora la Lorenza diceva prima, gli anziani non esistono, i giovani non esistono, ecco, siamo una società che dice che vuole essere inclusiva, in realtà è veramente una società che è esclusiva, nel senso che ci sono delle persone che vivono delle situazioni anche economiche strabilianti nel nostro Veneto, e poi ci sono tante persone escluse, e io come assessore al sociale sono molto preoccupato, perché voglio dire, se dobbiamo occuparci di anziani che non ce la fanno, di persone che non riescono ad integrarsi, però ecco, io ho accettato questa sfida e non farò mancare il mio aiuto. E, ecco, temo che ci sono varie idee, no? C'è chi dice è tutta colpa dei social, togliamo i telefonini, chi dice no, lasciamoli i telefonini perché glieli abbiamo dati quando erano piccoli, no? Davamo ai bambini il telefonino perché stessero buoni, e poi da adolescenti via tutto perché altrimenti questi diventano violenti. Allora dobbiamo un po' capirci, e il tema, Mirella, è quello di prendere gli adulti, fare progetti di educazione agli adulti, ascoltare anche gli adulti, perché non è che noi psicologi abbiamo la verità in mano. Ecco, io vi dico che sono in cerca di idee e voglio ascoltare tutti, perché conosco i meccanismi ma le soluzioni le sto abbozzando, quindi ho veramente bisogno di tutti, e ti ringrazio anche di questa opportunità che mi dai di riflettere anche con il professor Criveller, con tutte queste brave persone che cercano di fare qualcosa per questi giovani, soprattutto di esserci e di ascoltarli. Allora andiamo a vedere anche questo convegno a Treviso, anziani RSA.
380.000 ultraottantenni in Veneto che diventeranno 680.000 nel 2050, invecchiamento della popolazione, denatalità, approntare delle serie politiche per affrontare la questione anziani rappresenta la grande sfida del futuro. A lanciare l'allarme da tempo le strutture di assistenza in grande difficoltà per una carenza di personale ormai drammatica. E se non facciamo da subito una politica di immigrazione guidata, noi avremo una situazione che è il collasso. Già oggi in Veneto mancano 3.000 operatori solo per le strutture per anziani, immaginatevi quanti ne mancheranno nel 2050. Non c'è un centesimo nel PNRR quando questo provvedimento ha finanziato campi di padel, piazze e opere inutili. Quindi il problema non siamo noi, il problema è la politica. A Castelfranco un convegno per fare il punto tra rappresentanti istituzionali, esperti del settore sociosanitario, accademici ed operatori per delineare le traiettorie evolutive dell'assistenza agli anziani in un contesto demografico, normativo e tecnologico in rapido cambiamento. È chiaro che bisogna pensare a forme diverse, dal co-housing al villaggio solidale alla presa in carico domiciliare utilizzando la domotica. Queste sono le realtà future che poi sono dopodomani, per cui credo che ci sia questa evoluzione mantenendo ovviamente in piedi anche i centri servizi, cercando di lavorare in modo collaterale e per dare una risposta a 360 gradi. Durante il convegno sono stati presentati i risultati dell'indagine realizzata da SeniorNet sui bilanci degli enti che dopo le negatività del 2022 per la crisi energetica sono migliorati. Il tema però dell'equilibrio economico-finanziario dei centri di servizio resta un tema centrale. Sottolineo questo dato perché se disaggreghiamo e andiamo a vedere il solo risultato della gestione caratteristica, allora gli enti che chiudono in negativo sono molto di più. Il convegno in un capannone di una cooperativa sociale che qui realizzerà una nuova lavanderia a servizio delle RSA, dando lavoro in un circuito virtuoso a persone con disabilità. Qui ci sarà un nuovo sito produttivo che darà lavoro a altre 100 persone. Noi siamo una cooperativa di tipo B di inserimento lavorativo, oggi occupiamo circa 300 persone e fatturiamo 20 milioni di euro e questa sarà la location per altre 100 persone, che però sono 100 persone che sono all'interno degli inserimenti lavorativi, sono disabili e sono di fatto le persone che le aziende oggi non vogliono. E che vengono anche retribuite nella maniera giusta come tutti gli altri, visto che lavorano, aggiungo io. Allora, dottor Miotti, come ci saluta? Sono proprio in chiusura, prego. Allora, io voglio dare un messaggio di speranza, ce la faremo se ci mettiamo assieme e sono contento che ci siano persone, e so che ce ne sono tante come il professor Criveller che hanno a cuore i ragazzi, però ecco, non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro obiettivo, che è quello di far crescere questi ragazzi ascoltandoli e soprattutto dando loro diritto di cittadinanza ed esistenza, perché altrimenti non andremo da nessuna parte. Grazie. Grazie a lei, dottor Oscar Miotti, di essere stato con noi. Sentiamo come ci saluta il professor Matteo Criveller. Grazie al confronto con il dottor Miotti, insomma, mi porto a casa qualcosa anche oggi da questa intervista e da questo confronto. Il mio messaggio è lo stesso, nel senso che vogliamo dare comunque uno sguardo di ottimismo e anche senza ricordarci delle nostre radici, da dove arriviamo, dai nostri anziani che sono importanti, dai nostri nonni che spesso magari anche nell'infanzia hanno contribuito alla nostra crescita e a spendere del tempo con noi. Quindi è importante, ecco, che ci ricordiamo anche della società che ci ha permesso di essere qui oggi e del modo in cui siamo qui oggi. Quindi ecco, un pensiero anche a questo, ed è importante anche recuperare un po' questo dialogo generazionale tra i più piccoli, i più grandi e i più grandi ancora, no? E tutti coloro che insomma hanno anche l'esperienza e la saggezza da trasmetterci. Grazie ancora per l'invito e grazie a tutti. Grazie ai miei ospiti e adesso andiamo in pubblicità. E abbiamo
Abbiamo un'altra eccellenza del territorio, il dottor Giuseppe Feltrin, direttore generale del Centro Nazionale Trapianti. Capite chi abbiamo anche questa mattina, veramente. Io devo dire grazie al dottor Feltrin di essere qui, che ci spiegherà tante cose, ma soprattutto vorrei anche dialogare con questi giovani, con questo giovane in particolare che è il professor Criveller, Matteo Criveller, docente di laboratorio elettronico, ma soprattutto capire come intrigare e coinvolgere i giovani anche nelle donazioni. Non li vedo così interessati. Cosa c'è che non va? Dottor Feltrin, come fare per cercare di far capire loro l'importanza della donazione per arrivare poi al trapianto che salva una vita? Prego. Allora Mirella, cominciamo dicendola così. Diamo qualche numero così un po' chi ci ascolta capisce di cosa stiamo parlando. Allora, voi sapete che noi adesso ogni cittadino ha la possibilità di dire in vita se vuole diventare un donatore, soprattutto quando va a rilasciare o a rinnovare la carta d'identità. In quel momento l'operatore dell'anagrafe vi fa questa domanda. Non è l'unica modalità, ma questa è una modalità importante. Circa 21 milioni di persone in questa maniera ormai si sono espresse. 15 milioni hanno detto di sì, 8 milioni hanno detto di no. Che cosa però stiamo osservando? Stiamo osservando progressivamente che soprattutto nei ragazzi giovani, quelli tra i 18 e i 30 anni, anche 30 anni sono molto giovani per me, però anche soprattutto in questa popolazione di persone, il numero di coloro che dice di no alla donazione sta crescendo, tant'è che noi ci troviamo in questo momento dell'anno che abbiamo, rispetto a 2 anni fa, dove era intorno al 33%, un 40% di persone che è sfavorevole alla donazione degli organi e dei tessuti. E questa crescita è molto sostenuta dalla crescita del no nei giovani, in queste persone tra i 18 e i 30 anni. Questo è il problema. Professor Criveller. Allora, è sicuramente una tematica importante, il fatto di donare anche qualcosa di se stessi per gli altri, credo che sia anche un gesto, tra virgolette, d'amore importante verso gli altri. Sinceramente credo che anche nelle scuole si parli poco di questa cosa qui e credo che potrebbe anche essere uno spunto per parlarne di più, visto che abbiamo questa materia dell'educazione civica, no? E quindi sviluppare anche un senso civico in questo nei ragazzi penso che possa essere sicuramente importante e interessante. Si parla di donazione di organi, ma si parla anche di donazione per esempio del sangue con l'associazione dell'Avis, insomma, che è molto molto attiva anche qui nel nostro territorio e con una partecipazione importante. Io credo che è importante, come si diceva prima, spiegare bene e soprattutto coinvolgere e far capire qual è poi l'importanza e anche questo senso di gratitudine, insomma, che si può poi comunque avere anche in questo gesto, insomma, che è importante, che magari inizialmente ci può sembrare anche una cosa un po' così sconveniente, nel senso che io sono chiamato nel momento del rinnovo, insomma, della carta d'identità o comunque in cui sto facendo un atto ufficiale a dover fare una scelta comunque anche importante, anche molto personale, perché credo che ci sia anche tutto un pensiero dietro che in ogni caso debba essere rispettato, sia che la scelta sia positiva che la scelta sia negativa. Quindi magari è importante, ecco, anche arrivare preparati, insomma, un po' a questo momento e magari ci si trova un po' così spiazzati dalla domanda, quindi ecco, è importante che magari, e mi farò partecipe anch'io di questa cosa, nell'informare, nel sapere anche che in queste occasioni di rinnovo documento posso essere pronto, ecco, a dare una risposta in questo senso. Vedete che se noi ascoltassimo questi ragazzi, questi giovani, forse dei passi avanti li potremmo fare. L'ha detto chiaramente, non c'è abbastanza informazione anche all'interno della scuola. Io devo essere preparato per arrivare a una decisione delicata e importante. Cosa dice, dottor Feltrin, di quello che ha detto il professor Criveller? Che sono perfettamente d'accordo. Io voglio ricordare, ecco, un'altra cosa dobbiamo dire, Mirella, approfittando anche della fascia oraria in cui siamo, che l'altro grande gruppo di persone che sta sempre dicendo più no alla donazione sono tutti i cittadini con più di 60 anni di età, che credo probabilmente in questo momento anche loro ci stiano ascoltando. Allora io voglio ricordare una cosa, voglio ricordare che
sono 2 i numeri, 2 e 7. 2 le lettere che compongono la parola sì, 7 le vite che si possono salvare dicendo semplicemente un sì. E questo è un gesto che a noi non costa nulla, tanto ormai siamo arrivati là, quindi non cambierà nulla. Sono perfettamente d'accordo con il prof, è importante una buona informazione. Noi lavoriamo molto su questo, io mi permetto di fare un po' di pubblicità. Adesso il Centro Nazionale Trapianti, proprio nei giorni scorsi, è uscito con una bella intervista, ci sono io, ma non importa che guardiate me, ma soprattutto c'è una ragazza, Michelle, che parla della sua storia del trapianto di cuore, e questa intervista è sul sito scuola.net, che è un sito che credo il professore conosca, no? Sì. Un sito molto usato dai ragazzi, si chiama Come diventare donatori. Ecco, per esempio dire 10 minuti a scuola, ragazzi, guardiamo questo video, potrebbe essere di grande aiuto. Ma c'è anche un'altra cosa molto bella, che uscirà adesso a giugno, uscirà in Rai, ma poi sarà ovviamente disponibile. Esce un docufilm, un documentario di 1 ora e mezzo che si chiama Effetto Nicholas, che racconta, Mirella, la storia di Nicholas Green. Se lo ricorda, quel ragazzino che fu ucciso per caso 30 anni fa in Calabria, i genitori erano americani e poi hanno deciso di donare gli organi. Ecco, io davvero invito tutti, anche nelle scuole, a pensare di prendersi 1 ora e mezzo per guardare questo film, perché credetemi, noi stiamo facendo un grande lavoro, Mirella, di comunicazione, ma quello che dico sempre è che la forza delle mie parole è nulla di fronte alla cattiva informazione. Nel senso che se qualcuno su TikTok, su questi canali dei giovani, dice una cosa sbagliata, sicuramente ha più forza sui giovani rispetto a me. Però c'è un però che ha detto il professor Criveller, dottor Feltrin. Ha detto chiaramente dobbiamo entrare nelle scuole. Io ho anche fatto questa proposta, invece entriamo anche nelle RSA, perché vede, io queste cose le discuto con i diversamente giovani. Dico, tu se muori cosa vorresti fare del tuo corpo? E loro sono intrigati da questo, perché non tutti hanno l'Alzheimer, sono persone che arrivano anche all'università della terza età, però la risposta quasi sempre è: si arrangerà mio figlio, si arrangeranno i miei familiari. Perché? Perché non sanno, non conoscono bene quello che può essere la donazione per arrivare a un trapianto, e sono persone che hanno un vissuto importantissimo. E allora io nella mia trasmissione Sveglia Veneti, quando ho anche eccellenze che parlano troppo difficile, dico: guardate che a casa devono capire. Perciò dovete essere molto semplici nel linguaggio, far capire l'importanza di quello che state spiegando. E devo dire la verità, sia il professor Gerosa che il professor Cillo che il dottor Garattini arrivano a queste persone, perché poi io sento e ascolto. Il problema è, caro professor Criveller, che dobbiamo entrare nelle scuole. Non è facile, perché io quando mi presento a un dirigente con un progetto valido, invece di dirmi me lo mandi, me lo porti, me lo invii, la prima cosa che dovrebbe fare è guardarmi e dire, o me o la persona che si presenta: ho capito, mi interessa, ecco, mi interessa, ho capito che è importante questa cosa, noi non andiamo da nessuna parte. Io non devo avere la fortuna di avere il dirigente, l'insegnante o il medico, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, che è conoscere e sapere, e questo potete farlo voi. Io quando ho invitato quel ragazzo che ha scoperto la stella variabile, lui mi ha detto: io di sicuramente a scuola e in internet non l'avrei mai scoperta. Quando sono andato all'istituto astronomico l'ho scoperta là, perché sono stato intrigato dall'ambiente. Allora io ho detto ai direttori generali, e voi lo sapete: ma perché non fate entrare questi ragazzi
all'interno degli ospedali. Loro vogliono emozioni forti. Chi più di un ospedale può dargliele? Ma lo chiedono loro che vogliono emozionare, l'adrenalina. Vieni a vedere un intervento, vieni a vedere cosa vuol dire donare il sangue, donare un organo. Forse, dottor Fertini, dobbiamo alzare anche noi un po' l'asticella, perché loro, se non sono intrigati, non gliene può fregare di meno. Scusa, professor Crivelli, ma lezioncine in classe, visto i numeri che abbiamo, non è che siamo riusciti ad avere i volontari, perciò vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Dottor Feltrin? Allora, Mirella, devo dire sì, sono d'accordo, nel senso che c'è una grande complessità poi a portare tanti ragazzi in ospedale, quindi poi tecnicamente bisognerebbe un po' ragionare. Però effettivamente la domanda che anche noi ci facciamo, noi adesso faremo proprio un'indagine demoscopica a livello nostro del Ministero per cercare di capire un po' il perché, non solo dei no, ma soprattutto il perché di coloro che non si esprimono, cioè quella cosa che diceva lei prima, non ci penso io, ci penserà qualcun altro, no? Allora lì che cosa c'è? C'è paura, forse sì, c'è poco interesse, c'è diffidenza, è un assieme di cose che si mettono, però io sono perfettamente d'accordo con lei. Io vedo che quando noi riusciamo a fare una serata e abbiamo davanti a noi, davanti ai nostri occhietti, come dico io, 150-200 persone, alla fine ci ascoltano. Cioè, ancora una volta torna il tema fondamentale che tutte le forme di comunicazione vanno sicuramente bene, ma poi su questi temi dove ci vuole una parola magica, fiducia. Devi fidarti di quello che la persona davanti a te ti sta dicendo. La fiducia nasce quando si sta assieme alle persone, quando ti ascoltano, quando ti fanno le domande, quando ti misurano per quello che dici e per quello che non dici. Poi magari non avrai la fiducia di tutte e 100 le persone ed è giusto, come diceva il professore, che ci sia anche qualcuno che dica di no. È giusto, è doveroso ed è nostro dovere difendere anche quei no, però sicuramente la comunicazione diretta che si basa proprio su un rapporto di fiducia è quella più forte. Quindi probabilmente effettivamente l'ospedale è anche quello un grande vettore di comunicazione, assolutamente sì. Anche perché a supporto delle mie richieste, io non faccio richieste strampalate, lo sapete bene, perché mi informo prima e vedo, specialmente essendo vicina alle fragilità, di cosa c'è bisogno. C'è troppa solitudine, c'è poca conoscenza, c'è poca informazione, c'è poco di tutto e questo poco porta veramente al malessere della società. Io ho avuto ospite in questa settimana, la scorsa settimana, dottor Feltrin, l'AIL. Sì. E sa cosa mi hanno detto? Che all'AIL, all'interno dell'associazione, sono arrivati 20 ragazzi, professore, che non sapevano cos'era l'AIL. Tutti e 20 sono diventati donatori. Sì. Allora, capisce che forse ho anche un po' ragione, ma c'è anni che io dico, speriamo che qualcuno ascolti. Ecco, che forse dobbiamo sì la scuola, ma un dopo scuola diverso. Chi vuole partecipare, non obbligare, chi vuole partecipare a vedere. Io sono convinta che intrighiamo questi ragazzi, che intrighiamo questi diversamente giovani. Ecco, ti spiego, sai l'importanza dei tuoi organi, non lo sai, te lo spiego, puoi aiutare. Io quando sento che siamo tutti fratelli, io lo dico sempre, che abbiamo tutto il sangue che è rosso, non è che sia diverso, abbiamo gli stessi organi tutti, nasciamo tutti in Africa, se qualcuno si dimentica meglio che lo diciamo, perché là, ecco, forse qualcuno non ha capito bene come funziona, forse arriveremo ad avere anche meno giovani sulle strade che fanno questi bulletti e più partecipazione, ma dobbiamo intrigarli. Perché io quando parlo con questi ragazzi difficili, professore, lo dico anche al dottor Feltrin, sai cosa mi dicono? Perché io li vado a trovare sti ragazzi, non è che no, che mi dicono dammi il gioco Mirella, intrigami. E quale gioco? E là il problema. Mirella non è in grado di fare questo, ma c'è chi lo dovrebbe fare per fermare, per capire qual è il malessere. Perché quando io sento un ragazzo, che l'ho detto anche prima nella prima parte con l'onorevole Tosi, che mi dice quale famiglia, perché era ubriaco fradicio, ho detto tesoro va a casa, basta, le casa, mi ha detto ho 3 mamme, 3 papà, 6 fratelli, tutti che litigano.
mi faccio una canna e mi dite di tutto e di più, e mia madre si pasticca e mio padre beve a nastro, che cos'è questa storia? Cioè, capite che quando riesci a entrare su questi ragazzi difficili, forse capisci che forse hanno una sensibilità superiore, non sanno più a che santo aggrapparsi, e questa rabbia, perché a 18 anni ne hanno 17, 16, 15, caliamo ancora, professore, 14, ne hanno talmente tanta perché per loro non sono capiti, non sono ascoltati, non riusciamo a prendere, magari a farli diventare donatori, e magari potrebbero essere i primi che dicono sì, dottor Feltrin, cosa si potrebbe fare? Guardi Mirella, adesso noi tra un po' cominciamo una nuova collaborazione. Io mi auguro che questo documentario veramente giri nelle scuole, e l'altra cosa che ovviamente cercheremo di fare è che quando il documentario viene proiettato nelle scuole ci sia qualcuno di noi, non dico io, ma qualcuno della nostra rete, cioè qualcuno che poi è in grado di parlare ai ragazzi e di risolvere i loro dubbi, perché ecco quello che poi voglio dire a tutti: io so che sicuramente girano un sacco di false notizie, però credetemi, non dovete neanche credere a me, è così. Il sistema italiano dei trapianti è il più trasparente e il più garantista del mondo, e lo dico perché poi sappiamo che questo è un altro tema che fa sempre paura. Gli organi vengono prelevati se c'è il consenso e se la persona è deceduta, e nessuno si sogna di fare niente che non sia così, perché voglio ricordarlo a tutti ed è importante: noi siamo medici e noi siamo lì per curare, quindi innanzitutto curiamo la persona che è davanti a noi, e poi quando la nostra cura fallisce, perché purtroppo fallisce, ogni tanto fallisce, pensiamo se è possibile curare qualcun altro, ma non facciamo nulla se non abbiamo il consenso delle persone. Ecco, queste sono le informazioni banali, semplici, ma che ogni volta dobbiamo ribadire. Trovare un momento per raccontarcele di persona, facendo vedere che cosa poi significa il trapianto. Io mi permetto di dire un'altra cosa: abbiamo più di 8.000 pazienti in Italia che aspettano un organo adesso, ok? In questo momento. Ogni notte noi nel nostro Centro Nazionale Trapianti a Roma gestiamo una media di 10 donatori e facciamo in modo che l'organo migliore vada al paziente più grave. Quindi ogni notte spostiamo aerei, persone, ambulanze, macchine, tutto quello che serve perché questo miracolo della vita, a me piace chiamarlo così, possa andare avanti. Ma di quelle 8.000 persone noi riusciamo a trapiantarne ogni anno il 30-35%. E chi non viene trapiantato, ve lo voglio ricordare, muore, perché se uno ha bisogno di un trapianto o quell'organo lo cambiamo o si muore, non ci sono tante alternative. Allora io veramente chiedo a tutti di fare una riflessione su questo, è veramente importante riflettere su questo, prendendosi il tempo, prendendosi tutti gli elementi, ma bisogna pensare seriamente a queste cose. Vede, dottor Feltrin, qual è il problema? Che io ho ricevuto anche delle telefonate che hanno detto: ma sono veramente morta? Eh sì. Allora capite che quando io vi invito è perché devo dare un'informazione corretta, perché come ha detto lei, che regna sovrana è la parola paura. C'è niente da... perché non conosco, automaticamente non conoscendo mi difendo. Ecco, e mi trincero, come dice anche il professore, talmente delicata che non conosco, dico no, perché al momento non so dare un'altra risposta, perché non mi fido. Ecco, è questo che dobbiamo far capire, però per far questo dobbiamo conoscere, informare, cercare di andare a fare prevenzioni nelle classi, nelle scuole, perché non si fa. Io sono anni che lo dico, saranno minimo 4 anni, minimo. Allora c'è qualcuno che non ascolta, perché l'ha detto anche il professore, noi avremo piacere di essere informati. Come commenta il professor Criveller? Ecco, questa scuola che deve aprirsi di più, non essere fortunato io ragazzo ad avere quell'insegnante o quel dirigente. No, non so io, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Prego, professore. Certo, no, il lavoro, Mirella, che porti avanti è importantissimo e l'impegno e la costanza con cui lo fai è veramente ammirevole. Diciamo anche che io credo, come si diceva prima, insomma, che riguarda tutte le fasce d'età, a partire dai più giovani, dove se noi educhiamo
poi abbiamo anche qualcuno che ci potrà aiutare ad educare poi i giovani che verranno nei prossimi anni. Quindi sicuramente deve essere un lavoro trasversale, tutte le fasce d'età, e sicuramente, come tutte le cose, purtroppo un po' per la nostra natura di esseri umani. Adesso io non sono un professionista medico, quindi è solo assolutamente un pensiero mio personale, che può anche essere non condivisibile. Quando poi non conosciamo abbiamo paura. Il pensiero normale di tutti è questo, quindi quando magari mi chiedono anche una cosa e non sono pronto è più facile dire no. Magari poi se ci penso, se ci rifletto, capisco che avrei potuto dare tutt'altra risposta, no? Però siamo abituati così, in primo impatto ci dobbiamo difendere, e quindi ecco che magari riuscire anche a creare questo rapporto di fiducia, è una bellissima parola che diceva il dottor, creare la sinergia, capire anche veramente a che cosa si va incontro, e a questo gesto che veramente ci fa capire quanto la vita sia un miracolo, ma anche realizzarlo, questo miracolo della vita, e poter salvare un'altra persona che ha ancora tanto da dare a questo mondo. Quindi assolutamente è un argomento anche molto delicato, toccante, personale, e sapere e avere anche la fiducia in chi poi, in cui poi siamo affidati, perché poi quando si sta male è un estremo atto di fiducia quello che facciamo, perché non abbiamo le capacità e non siamo in grado di capire a volte, no? E quindi è un estremo atto di fiducia nell'altro, e questa fiducia deve anche essere ricambiata. Guarda, io vorrei sempre il professore tutti i giorni, perché lui ha detto, ecco, l'amore per la vita. Un ragazzo, tanti ragazzi giocano con la vita, cioè diventa un optional la vita, cos'è la morte, quello che problema c'è. Ecco, sentire l'amore per la vita, un bene prezioso, un miracolo. Cosa dice, dottor Feltrini? Dico di sì. Io voglio ricordare a tutti che lo scorso anno i no, tutti quei no, ci sono costati più di 1000 trapianti non fatti. 1000 trapianti non fatti, lo ripeto, lo ricordo, sono 1000 persone che non hanno avuto la possibilità di accedere a una cura che li fa passare dalla morte alla vita. È meglio che andiamo chiari qua, senza tanti giri di parole. Si muore, se non hai l'organo si muore. Se non si ha l'organo si muore. E ricordo a tutti che il trapianto è praticamente una tecnica per cui è come cambiare un pezzo di una macchina, no? Certo. Quando il pezzo non funziona più, io ho provato a ripararlo, sono andato dal meccanico, l'unico modo è cambiare quel pezzo. Ecco, non cambiare quel pezzo significa non avere alternative, non avere altre soluzioni. Ed è molto più probabile diventare, anche questo va detto, diventare qualcuno che ha bisogno di un trapianto piuttosto che un donatore, perché non tutte le persone che muoiono poi diventano dei donatori. Ancora una volta, Mirella, questo a dire, non è che tutti li facciamo diventare, ci vogliono certe condizioni, ma è più probabile star male tanto da aver bisogno di un trapianto che essere nelle condizioni di diventare un donatore. Abbiamo Mirella da Riese. Scusa Mirella se ti ho fatto ospitare, ma così è. Vai. Va bene, va bene. Grazie, cara. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora io dico una cosa. Ecco, 4 anni fa è mancato mio marito ed è stato cremato. Ecco, donati. Allora io, quando non ci sarò più, ecco, vado anch'io là nella celletta con lui, cremata, e gli organi donati. Non ho paura, ma... Cioè, prima doni gli organi e poi, ecco, spieghiamo bene, ecco, perché a casa sai già spiegare bene queste cose che sono delicate. Perciò prima dono gli organi e poi mi cremo. Ecco, facciamo una bella cremina, ecco, mettiamola un po' sull'allegro, perché così a casa non prendono paura, perché funziona così. Ma però la gente pensano male. A me mi hanno detto, ti fai cremare, e questo e quello. Ma pensano no. Quando sei in tomba che risusciti, ma non risusciti più, si consuma
la persona. Cari miei diversamente giovani, grazie, fammi andare avanti come abbiamo capito e ti ringraziamo per quello che hai detto. Grazie per messaggio importante che ha fatto Mirella D'Ariese Pio X. Però dottor Feltrin, il problema è riuscire a fare prevenzioni da piccoli, perché giustamente è l'AX, si deve arrivare a un certo punto che può arrivare a chiunque, capitelo bene questo, chiunque può aver bisogno, anche se al momento siamo tutti in salute tocca ferro, dice Mirella, ma può succedere, perciò dobbiamo prevenire. E come fare prevenzione? Con i ragazzi che veramente riescono a capire. Forse anche questo film, il professor Criveller, deve assolutamente essere visto all'interno della scuola. Voglio dottore? anche ricordare, Mirella, un'altra cosa. Noi adesso come Centro Nazionale Trapianti, quindi come Ministero della Salute, abbiamo sottoscritto una convenzione con Sport e Salute, che poi è l'ente delle Olimpiadi e tutte queste cose qua, proprio perché vogliamo dare un messaggio positivo in questo senso, cioè nel senso di dire: guardate che ci sono delle cose che vi fanno star bene e che vi fanno vivere il più a lungo possibile, ma poi ricordatevi che il vostro sì potrebbe aiutare qualcun altro. Però il messaggio, e qua lo ripeto, è quello di persone di medici che vogliono curare le altre persone. È un messaggio di vita, di salute, chiaro, succede in un momento, la donazione succede in un momento difficile, è chiaro. Chi dona ha perso la vita, però è un momento di vita, di salute, di speranza, di solidarietà. Andiamo a vedere allora il video che ha mandato il dottor Giuseppe Feltrin, come diventare donatore AIDO. Prendete appunti. Vuoi diventare donatore di organi e tessuti, ma non sai come fare? È semplice e veloce, e basta un sì. Per dichiarare in vita la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti ci sono molti modi. Puoi farlo alla tua ASL, chiedendo di registrare il tuo volere firmando l'apposito modulo, oppure quando rinnovi la tua carta d'identità presso gli uffici anagrafe del tuo comune. Puoi rilasciare il tuo consenso attraverso l'AIDO o riportare la tua volontà su un semplice foglio bianco, firmarlo, datarlo e conservarlo tra i tuoi documenti personali. Infine, oltre a rivolgerti alle associazioni di settore, puoi sempre andare sul sito internet www.diamoilmegliodinoi.it, scaricare il tesserino, compilarlo, firmarlo e portarlo sempre con te. Ricorda che non ci sono limiti di età per esprimersi sulla donazione e che si può sempre cambiare idea, perché fa fede l'ultima dichiarazione rilasciata in ordine di tempo. Tutte queste modalità sono valide ai sensi di legge. La volontà resa all'ASL, al comune o all'AIDO è registrata nel sistema informativo Trapianti. Donare è un atto d'amore che può salvare una vita. Fai la scelta giusta. Diffondi la cultura del dono. Regala il tuo sì alla donazione di organi e tessuti. Allora andiamo a vedere, anche se siamo in chiusura ce la facciamo, questa foto dati AIDO che ha mandato il dottor Feltrin. Andiamo a vedere e così riusciamo a capire anche i numeri, perché i numeri sono fondamentali. Vai.
Avete capito perché Mirella ha detto siamo tutti fratelli? Avete guardato? Avete letto? Allora, dottor Feltrin, come ci saluta? Vi saluto intanto ringraziandovi per averci ascoltato. Vi saluto con la preghiera, non di dire sì o di dire no, non vi chiedo questo, ma veramente con la preghiera di informarvi, e lo dico a tutti quanti. Ci sono i nostri siti, il sito si chiama sceglididonare.it, ci sono i medici dei coordinamenti, anche qua all'ospedale di Treviso sono tutti bravissimi, ci sono i numeri di telefono, ci sono i numeri di telefono del coordinamento regionale trapianti. Chiamate, fate tutte le domande che volete, nessuno mai vi dirà che una domanda è strana, è sbagliata, e poi decidete, ma vi prego informatevi, ma soprattutto informatevi dalle fonti giuste. Ci sono un sacco di cattive notizie, ci siamo noi, siamo i professionisti di questo mestiere, poi decidete quello che volete, ma informatevi bene, noi siamo a vostra disposizione. Allora, dottor Feltrin, l'ultimo appello che facciamo, abbiamo parlato con i giovani, ai diversamente giovani che la stanno ascoltando, che hanno ancora questa paura perché non conoscono, non sanno cosa vuole dire. Allora, anche per voi sappiate che intanto, innanzitutto, come avete visto, non c'è un limite all'età di donare, quindi se una persona vuole donare, non preoccupatevi di quanti anni avete. Quando sarà il momento ci sarà un medico che dice se la donazione si può fare o no. Avete visto che un paio di settimane qui in Veneto è stata fatta una donazione su un donatore che aveva 99 anni, cioè una cosa... Riusciamo a vedere le immagini di questo donatore di 99 anni che ce l'avevamo? Intanto che il dottor Feltrin parla, perché sono importanti. Prego, dottor Feltrin. Eccoci, per cui voglio dire, l'età non è un limite. Qui l'unica domanda che ci si deve fare è: voglio, non voglio donare, sono sufficientemente informato? A tutto il resto ci pensano i medici, però non mettete limiti su questa cosa, non esiste un limite per l'età di donazione, e soprattutto noi siamo lì per curarvi, non per farvi morire prima e farvi diventare donatori. E su questo voglio essere veramente molto chiaro. Siamo lì per curarvi, faremo sempre tutto quello che facciamo ogni giorno, con tutte le difficoltà, però che facciamo ogni giorno per curarvi, e solamente quando le cose non saranno più possibili sarà fatta la proposta di donazione. Ma siamo lì per curare. Abbiate fiducia di noi medici, abbiate fiducia di questo sistema sanitario che alla fine è buono, è fatto di grandi professionisti che ci mettono un sacco di impegno ogni giorno e ogni notte. Abbiamo visto le immagini non della 99enne che ha donato, ma dell'ospedale che è stato fatto il trapianto, per far capire, come ha detto il dottor Feltrin, che non c'è età, non abbiate paura. Professore, un veloce saluto? Sì, sicuramente è una tematica importante, il dottor l'ha espressa molto bene, in maniera molto chiara e condivisibile. E ricordiamoci che la solidarietà è per tutti, non ha età. Oggi ha bisogno il mio amico, una persona a me cara, domani potrei aver bisogno io, quindi facciamo questo atto anche di fiducia e di presa di responsabilità, quantomeno nell'informarci, nel pensare, e poi facciamo la nostra scelta. Grazie al dottor Giuseppe Feltrin, grazie al professor Matteo Criveler di essere stati con noi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Buongiorno a voi! Oggi vi prepariamo dei gnocchetti di patate con pinoli, mascarpone e crema di zucca. Noi abbiamo già preparato la crema di zucca, ottenuta facendo cuocere della zucca in una padella con un po' di rosmarino ed uno spicchio d'aglio, e passata con il passaverdure. Abbiamo del mascarpone, dei gnocchetti di patate classici normalissimi, dei pinoli. Noi useremo dei pinoli italiani. La differenza fra i pinoli italiani e i pinoli asiatici sono lo spessore e il fatto che all'interno dei pinoli asiatici solitamente troviamo una piccola anima che quando poi andremo a mangiarli è un po' dura da masticare. Abbiamo bisogno di latte, un ciuffetto di rosmarino, uno spicchietto d'aglio e un po' di burro.
Iniziamo a preparare il sugo. Prendiamo la nostra padella, ci mettiamo il fiocchetto di burro ed andiamo a tostare i pinoli. Li facciamo soffriggere mezzo minuto in modo che prendano un po' di colore, dopodiché aggiungiamo la nostra crema di zucca ed il mascarpone. Riportiamo tutto sui fornelli e sistemiamo la cremosità della crema con l'aggiunta del latte, perché la zucca è un alimento che richiede molto liquido. Portiamo il sugo alla giusta densità per poi poterci unire gli gnocchi di patate. Mentre portiamo alla giusta densità la nostra salsa, prendiamo gli gnocchi e li versiamo in una pentola di acqua bollente salata ed aspettiamo 2 minutini che vengano a galla. Mentre la salsa arriva alla giusta densità, i nostri gnocchi vengono a galla, per cui noi li prendiamo e li scoliamo e li versiamo nella padellina dove la salsa sta bollendo. Abbiamo versato i nostri gnocchetti nella padella con il sugo. Andiamo a mantecarli con una spruzzatina di parmigiano. Se vediamo che il sugo è troppo denso lo allunghiamo con un altro po' di latte. Eccoci qui. Dopodiché andiamo a preparare il nostro bel piattino. Versiamo i gnocchetti nel piatto ed andiamo a decorarli con un romettino di rosmarino, se gradite un po' di prezzemolo, e poi andiamo a tavola. Buon appetito!